Buonasera e bentornati. Continuiamo a parlare di Veneto con Alessandra Moretti, che qui ha oltre 60 associazioni interessate al territorio veneto, propositive ma anche in cerca di risposte. Continuiamo, i temi sono i più vari, parliamo degli anziani, parliamo dei bambini, dei trasporti, della mobilità, dei temi importanti, sentiti dai cittadini. E verso sinistra qui abbiamo il dottor Bettin e ha una domanda. Prego, dottor Bettin, per Alessandra Moretti. Sì, buonasera. Buonasera. Io volevo fare un discorso, fare una domanda direttamente su quello che propone e pensa di realizzare per in particolare la soluzione dei problemi del rischio idraulico del Veneto. Dei 15 bacini che ha programmato la Regione Veneto, solo uno è in costruzione e uno partirà forse, speriamo, a breve, e cioè Caldogno in costruzione, Trissino, Tezze dovrebbe partire a breve. Diciamo che sono problemi soprattutto legati ai finanziamenti, pochi sono finanziati di queste opere, e anche alle progettazioni. Le progettazioni sono piuttosto indietro, anzi. Inoltre poi ci sono le cosiddette altre opere tipo l'idrovia di cui si è parlato prima, lo scolmatore Fossetta, che è un'opera sì, molto importante per Padova, che è in costruzione, e altre sistemazioni che sono state fatte e che sono in corso di realizzazione, ma sono tutte piccoli tasselli. Il problema è i finanziamenti, come dicevo, ma soprattutto la concertazione, gli espropri, il riuscire a programmare e organizzare questo tipo di interventi che sono fondamentali per il territorio e che danno risposte effettive a quello che è la realtà. Forse la regia aveva una carta dei bacini che avevo dato prima, una carta regionale, eccola lì. Qui li vediamo, grazie alla regia. Eccola qua, grazie. E come vedete in rosso sono i due bacini che sono in corso di realizzazione, quello in alto di Caldogno e quello a sinistra di Tezze. Tutti gli altri li vedete gialli e verdi. E siamo veramente, qui stiamo parlando dell'area del Bacchiglione, dell'Alpone e del Chiampo, cioè le zone che hanno i più grossi problemi dal punto di vista idraulico. Questi poi problemi che vanno poi a riflettersi anche a Padova, perché il Bacchiglione poi influenza direttamente sul problema padovano. Quindi è proprio questo tipo di soluzione che bisogna programmare e pensare in maniera efficace. Finora si è andato molto a rilento. Le chiedevo quindi cosa intende e come intende realizzare queste soluzioni dei problemi. Grazie. Allora, grazie a lei. Intanto io quando parlo che per me la sicurezza è la priorità, intendo ovviamente sicurezza delle nostre città, ma soprattutto sicurezza dei cittadini, e la sicurezza, nell'ambito della sicurezza rientra certamente la sicurezza dal punto di vista ambientale e quindi la tutela del nostro ambiente, del nostro paesaggio contro una massiva cementificazione che vede il Veneto in una delle regioni più cementificate d'Italia, per esempio nel consumo di suolo. Ne abbiamo consumato troppo, basta, non possiamo più, e tutelare i nostri cittadini contro i dissesti. Allora, anche qui i bacini di laminazione e l'idrovia sono fondamentali per garantire che i nostri concittadini, che noi tutti, anch'io sono veneta, vivo in Veneto, non viviamo ogni giorno l'angoscia delle piogge, nel vedere i nostri fiumi che si inizia ad avvicinare il livello di guardia, superare i limiti e quindi il panico più totale. Allora io credo che noi dobbiamo realizzare più in fretta possibile tutti i bacini, e guardate, anche qui le risorse ci sono, perché la Regione Veneto dal 2007 al 2014 abbiamo 136,6 milioni di euro che giacciono nei cassetti della Regione e sono fondi per la tutela idrogeologica. Perché non si spendono questi fondi? Perché? Perché anche la Regione Veneto purtroppo è diventata un elefante burocratico, e quindi tra uffici
e tra dirigenti e tra carrozzoni che devono assumersi la responsabilità, dove nessuno vuole assumersi la responsabilità di scegliere e di mettere una parola sicura, allora c'è il rallentamento. Guardate che quello che è successo in Liguria, dove i fondi c'erano ma non venivano spesi per ricorsi, controricorsi al TAR, decisioni, no? Uffici amministrativi che non decidevano, è stato uno scandalo. Cioè noi come si dice? Si muore di burocrazia, no? Rischiamo di morire di burocrazia, e purtroppo anche la Regione Veneto è diventata troppo lenta, troppo farraginosa. Allora, da questo punto di vista la mia parola è sicura. La sicurezza viene prima di tutto e dobbiamo mettere in sicurezza il nostro territorio. Ci sono delle zone del Bellunese che stanno franando letteralmente. Allora, siccome noi viviamo in una delle terre più belle dell'Italia, fonte straordinaria di attrazione anche da parte di investimenti e da parte di turisti, beh, se non mettiamo in sicurezza il nostro territorio rischiamo davvero un danno enorme anche per l'economia, oltre che per le persone e le famiglie. Grazie Alessandra Moretti, abbiamo parlato di territorio, di bellezze venete e di economia. Il collegamento è immediato con il turismo. Abbiamo qui Confindustria il dottor Zanin. Buongiorno, buonasera a tutti. Gian Ernesto Zanin, presidente della sezione turismo di Confindustria Padova. Onorevole Moretti, una domanda secca. Il turismo ha trovato posto nei programmi più o meno elettorali di governi regionali, nazionali, locali negli ultimi 20 anni come settore del futuro, lo sviluppo, la miniera d'oro dell'Italia e quant'altro. Poi il giorno dopo le elezioni gli assessori erano sempre di serie B e anche le loro promesse di confrontarsi con gli imprenditori, chi fa turismo, chi vive nel turismo. Ricordo a tutti, ma credo che non sia un segreto, è un settore di una dinamicità spaventosa, cambia con una rapidità incredibile e quindi è normale che un politico di turismo, fra virgolette, ne capisca poco. Allora la domanda è la seguente, al di là credo che lei condivida dell'importanza del settore. Intanto se ha delle suggestioni e delle idee di sviluppo in materia. Ma forse cosa ancora più importante, quanto lei è disposta o sarebbe disposta a condividere con chi nel turismo sta in prima fila tutte le mattine e apre le sue aziende tutte le mattine, una serie di azioni programmatiche, una serie di azioni fra virgolette anche di governo, perché se no corriamo il rischio di andare in giro per il mondo spendendo milioni, perché non è che poi non li spendiamo, a tirare per aria dei volantini che non legge nessuno o che qualcuno magari non capisce. Le faccio poi questa domanda perché ricordo anche agli amici che sono qui, invece in materia di turismo la Regione ha una competenza esclusiva, quindi qui possiamo toccare Sarà forse perché i turisti non votano? Guardi, prego, lei tocca Alessandra uno Moretti. dei temi a me più cari, e cioè quando la politica non è in grado di avere una visione. Quando tu hai un progetto per la tua regione, quando hai una visione per la tua regione, devi anche, come dire, superare quella logica del consenso immediato, ma devi dire: ragazzi, io ho un pensiero, ho un'idea, voglio portare il Veneto là. Per raggiungere quell'obiettivo dobbiamo fare dei sacrifici, ok, li facciamo, però sappiate che io vi voglio portare là. Allora, anche dal punto di vista turistico, pensare insieme agli operatori turistici, ai commercianti, a quelli che sono ogni giorno in trincea per favorire, per attrarre, no? Quindi penso agli industriali, penso a tutte le categorie economiche e sociali che su questo sono esposti. Un pacchetto del Veneto da promuovere. Noi abbiamo mare, montagne, città d'arte, percorsi straordinari, una bellezza straordinaria. La promuoviamo attraverso strumenti che sono arcaici. Noi non abbiamo neanche la messa in rete, non riusciamo a fare sistema, non riusciamo a fare organizzazione, non riusciamo a pianificare un progetto sul turismo. E guardi che, come dice lei, basterebbe ascoltare. Cioè, che cos'è che non fanno i politici oggi e che invece i sindaci e gli amministratori locali sono sempre abituati a fare?
andare tra la gente, ascoltare quello che mi dice la persona che ne sa più di me perché vive i problemi sulla propria pelle ogni giorno e dire: prendo appunti, vi ascolto tutti, faccio io la regia perché devo io essere il politico che poi pianifica il futuro e vengo da voi con una proposta. Sul turismo dobbiamo fare così perché, a mio avviso, in questi anni si sono spesi quattrini su quattrini un sacco di milioni di euro con degli strumenti che non hanno affatto promosso la nostra terra. Guardi, lo dice una che è in Europa e sente parlare del Veneto dai propri colleghi ungheresi, francesi, tedeschi, inglesi, ci dicono la vostra terra è meravigliosa, Venezia, Verona, Padova, Bassano, Vicenza. Pensi l'operazione che a Vicenza hanno fatto sulla Basilica Palladiana mettendo insieme pubblico e privato. La sinergia tra pubblico e privato. Quanti imprenditori illuminati vorrebbero investire in arte, in cultura e in turismo? Se ne avessero la possibilità e se avessero un progetto preciso, bello, innovativo da sostenere. Io sono convinta che il Veneto è pieno di imprenditori che ci metterebbero anche dei quattrini se il progetto fosse davvero un progetto interessante. Ecco, io credo che dobbiamo fare sistema e io ho voglia di spendermi prima di tutto ascoltando chi ne sa più di me. Grazie, se la regia ci segue vediamo una slide per capire anche l'importanza del turismo in Italia. È una slide che confronta il numero di notti soggiornate dai turisti in Italia rispetto agli altri paesi d'Europa. La regia ce la fa vedere, parliamo di 54 milioni di notti contro un 26 milioni di notti della Germania, per cui l'importanza del turismo in Italia è assolutamente preponderante. È strategico per lo sviluppo del nostro paese, cioè noi potremmo, guardate, paradossalmente, noi potremmo vivere di turismo, cultura e prodotti enogastronomici, cioè siamo il paese dove la gente vuol venire perché la nostra qualità e il nostro stile di vita è conosciuto in tutto il mondo e noi non lo valorizziamo. Cioè abbiamo tra i vini, oggi ero in un prosciuttificio di Montagnana, abbiamo i prosciutti più buoni al mondo e ancora non sappiamo la differenza tra DOP e IGP, non sappiamo ancora spiegare ai cittadini quanto sia importante comprare, acquistare un prodotto DOP, che vuol dire prodotto in Veneto con prodotti veneti. Cioè, allora io credo che tutto questo possa servire. Oggi c'è tutto il tema del TTP, cioè i rapporti con gli Stati Uniti, e noi lì dobbiamo esserci, dobbiamo essere presenti. Come Veneto siamo la regione che esporta di più, non solo prodotti, siamo la regione che esporta di più cervelli e intelligenze. Quando io l'altro giorno ho lanciato l'idea a tutti i giovani che hanno voglia di rientrare in Italia, alle eccellenze che sono andate all'estero, ai cervelli in fuga, rientrate per 3 anni, non pagherete le tasse se aprite un'azienda. Beh, io credo che questi sono i messaggi che danno speranza e fiducia alle nuove generazioni. Questo lo farà se diventa governatore del Veneto? È uno dei punti programmatici che io metterò in cantiere. Ottimo. Ci spostiamo qui a sinistra. L'applauso è spontaneo. Marino Masiero, parliamo di turismo che richiede anche infrastrutture, servizi, e parliamo di un'area specifica, Chioggia, meravigliosa, poco nota. Grazie dell'assist. Io rappresento il gruppo Turismo Chioggia, mi occupo di sindacato nautico nazionale e quindi anche di turismo lento e di nicchia, quel turismo famoso a cui lei faceva riferimento un attimo fa, dell'enogastronomia, del birdwatching, della bicicletta, dei casoni in laguna, dei campi boe. Per darle un'idea di quanto male può fare la politica, prima si parlava di competenza, al settore turistico le do solo questo dato. Nella nautica italiana, prima del manovra Monti, lavoravano 270.000 addetti, tanto per capirci, molto di più che non nella Fiat, no? Cioè, certo. Siccome si parla di sindacato nazionale e di corporativismo, io rappresento un poco quello della nautica. In 2 mesi il governo Monti ha fatto 90.000 disoccupati. Quindi subiamo un distacco dalla realtà di chi ci governa, spesso e volentieri perché manca il collegamento attraverso le competenze.
Nella laguna veneta in genere, che è la nostra Camargue, che però non è conosciuta in nessun'altra parte del mondo se non come dire, nel Triveneto, ci sono 1860 km di canali navigabili. È alla pari in termini di potenzialità di turismo lento, acqueo ma anche umido, e per umido intendo il balneare, la bicicletta e l'escursionismo naturalistico in genere, quindi la canoa eccetera, al pari con Fort Lauderdale e Miami. In Camargue il turismo lento oggi fa 100 milioni di euro di fatturato, noi in Laguna Veneta forse arriviamo ad 1. Il tema della distanza, poi dei collegamenti di parte del territorio veneto rispetto alla capitale della regione, ma al resto del mondo, è un problema gravoso. E mi spiego, non è pensabile che il turista o il cittadino si spostino da Parigi a Venezia, ci mettano 2 ore di volo e per arrivare per esempio in Laguna Sud ne mettano 2 e mezza. Parlo di turista e cittadino perché evidentemente questa sinergia sa da mettere insieme, cioè quando mi si dice che la ferrovia Padova-Chioggia non può essere fatta perché costa troppo, perché non è possibile stanziare questi 80 milioni di euro circa per i cittadini della Laguna Sud, che ricordo in termini di Interland sono circa 86.000, dico che la città per esempio di Rovigo, che fa 50.000 abitanti, è impensabile che non abbia una ferrovia efficace ed efficiente che colleghi la gente di Rovigo al capoluogo. Prego. La domanda è, noi abbiamo bisogno di vedere un progetto di fattibilità che è già stato fatto dalla Regione, e quindi vorremmo da parte sua sulla questione della tratta Padova-Chioggia, la ferrovia, almeno vedere il progetto di fattibilità e poi metterlo in piedi, ma vorremmo anche vedere la fine di una Monselice Mare che è ferma dal 73 ai confini fra la provincia di Venezia e di Padova, sta andando verso, come dire, Milano perché si sta collegando alla Valdastico Sud, ma la Monselice Mare al mare non arriva mai. Prego. Ha toccati dei temi strategici, anche qui collegati al turismo, collegati allo sviluppo dei nostri territori e soprattutto alla valorizzazione della bellezza. Cioè noi abbiamo una laguna, zone meravigliose, tra le più belle d'Europa, che potrebbero essere attrattive di centinaia di migliaia, quindi di milioni di euro per appunto la crescita economica dei nostri territori, lasciati lì, non valorizzate assolutamente. Lei toccava un punto fondamentale, la nautica è stata distrutta non soltanto in termini di, voglio dire, posti di lavoro che sono una enormità, ma noi abbiamo distrutto un settore in cui eravamo delle eccellenze in tutta Europa. Allora io credo che aver distrutto quel settore lì poi via via abbiamo distrutto anche il turismo e la filiera, no? Perché tu nel momento in cui arrivi con una barca e vieni controllato 3, 4, 5 volte da Guardia di Finanza, controlli a raffica, non ci torni più nei nostri porti e ti sposti in Croazia, dove ormai non ci sono più posti. Quindi anche da quel punto di vista dobbiamo, come dire, cercare invece di attrarre i turisti, soprattutto quelli stranieri, che poi si sa che è un indotto importante per l'economia, per i commercianti, per i ristoranti, per gli albergatori. Allora io su questo tema mi impegnerò non solo per portare a termine quello che dobbiamo fare, ma anche per garantire uno sviluppo ciclopedonale, quel trasporto lento, ma per garantire anche l'efficienza dei nostri treni e del nostro trasporto pubblico locale, perché adesso, voglio dire, le ferrovie del Veneto dal 75 ad oggi subiscono dei rallentamenti mostruosi. Noi qua abbiamo una tabella che ci è stata fornita dal Sole 24 Ore dove vediamo che la tratta Padova-Monselice, tanto per citarne una, era di 15 minuti nel 75 e oggi è di 20 minuti. La Vicenza-Treviso era nel 75 di 51 minuti, oggi è 60 minuti e via così. Non è possibile. Noi dobbiamo implementare il trasporto su rotaia, oggi è al 5%, noi dobbiamo portarlo ancora di più, arrivando al 15%. Quindi tutti questi temi io penso che possano essere in parte, dobbiamo dare una risposta
scegliendo, anche lì facendo delle scelte di investimento. Lo sblocca Italia, ricordiamocelo sempre, il governo Renzi con lo sblocca Italia mette 1/3 delle risorse dello sblocca Italia in Veneto, quindi oltre 3 miliardi e mezzo vanno al Veneto, l'alta velocità, i 2 corridoi europei, i 90 milioni per la Brescia Padova. Possiamo chiedere di più? Sì. Dobbiamo fare sinergia col Friuli Venezia Giulia? Assolutamente sì. Dobbiamo metterci in moto per il sistema portuale e non dobbiamo sempre subire le scelte. Perché il Veneto non è in grado di imporsi, per esempio, per il porto? Il porto di Venezia deve essere il porto. Non può subire, voglio dire, no? Contrazioni e decisioni da parte di nessun altro. Dobbiamo essere noi a guidare le scelte e ci vuole chi abbia la forza di, voglio dire, sedersi intorno a un tavolo e dire no, guardate ragazzi, siccome il Veneto è la terra dove c'è un gettito fiscale più alto, è il paese e la regione che ha un livello di export più alto, che gode, voglio dire, di tutta una serie di imprenditori che stanno trainando il prodotto interno lordo italiano, noi vogliamo che alcune scelte vengano prese qui. Servizi alle imprese quindi, e non possiamo tralasciare il mondo femminile delle imprese, l'imprenditoria femminile. Prego. Stefania Brugin, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova, poi sono anche Presidente terziario donna di Ascom Padova e anche consigliere nazionale. Il tema di agevolare l'imprenditoria femminile è molto delicato, quindi volevo chiedere qual è il sostegno che darà la Regione. Sappiamo che siamo ancora molto distanti da quelli che sono i livelli e gli obiettivi 2020 Europa per quanto riguarda la partecipazione femminile al mondo del lavoro, e in più siamo estremamente preoccupate perché per i tagli che subiranno le Camere di Commercio noi non saremo in grado di garantire servizi anche a chi vuole avviare impresa, formazione che è indispensabile e che deve essere assolutamente gratuita. Noi come Comitato abbiamo creato eventi molto importanti, uno dei quali è appunto l'Open Day Donna. Abbiamo avuto circa 1200 partecipanti quest'anno, inoltre c'è già una rete attiva a livello regionale per far sì che questi servizi nel tempo si siano consolidati e possano garantire appunto soprattutto a donne e a giovani la possibilità appunto di mettersi in proprio. Sappiamo che il livello è crescente di partecipazione a queste nostre attività e vediamo che poi monitorando i dati, i risultati, l'apertura di nuove imprese c'è. Inoltre come imprenditoria stiamo appunto resistendo bene alla crisi, questo lo dicono proprio i dati. A livello Veneto siamo oltre 90.000 imprese femminili, si parla di 188.000 imprenditrici. Un'altra questione appunto riguarda quindi l'agevolazione anche ai finanziamenti e anche quali sono le proposte per la parità di genere, visto che anche questa è una competenza della Regione. Tutti temi importanti, richiederebbero sì, anche molto tempo e sì. spazio, ma eventualmente anche nelle prossime puntate sicuramente potremo trovare il tempo e il modo di approfondirli. Prego Alessandra Moretti. Magari ecco, ci scambiamo poi anche qui i riferimenti, perché mi piacerebbe su questo tema entrare proprio nel merito e nel dettaglio. La disponibilità è assoluta, tra l'altro sono anche qui con Giovanna Tosato che è un'altra collega, oltre che presidente di un'associazione di categoria e collega del comitato. Siamo appunto a testimoniare la forte preoccupazione. Guardi, io intanto il massimo apprezzamento perché voi state facendo un lavoro straordinario, lo dico proprio da donna rivolgendomi a delle imprenditrici donne che stanno, secondo i dati anche da lei citati, resistendo meglio alla crisi. Cioè dati statistici ci dicono che le imprese che hanno subito meno il contraccolpo della crisi sono quelle portate avanti dalle donne, perché le donne hanno una capacità di flessibilità e di attutire il colpo maggiore. Detto questo, intanto cercare delle agevolazioni e soprattutto degli aiuti facendo sì che le donne possano fare impresa. E torniamo al discorso di prima, i servizi alle famiglie. Noi non possiamo pensare che la Regione si disinteressi del problema dell'infanzia e quindi di fatto crei condizioni poco favorevoli alla maternità, ai servizi, ma anche allo sviluppo dell'intrapresa da parte delle donne. Abbiamo visto che se le donne lavorassero tanto quanto gli uomini, anche in impresa, il nostro prodotto interno lordo aumenterebbe di 2-3 punti, quindi è fondamentale
valorizzare, ma incentivare, ma aiutare. Io penso che sulle imprenditrici donne noi potremmo fare la stessa operazione che facciamo sui giovani, cioè le donne che vogliono aprire impresa hanno tasse zero per i primi 3 anni. Questo noi potremmo dire, ma soprattutto noi dobbiamo aiutare le donne che perdono il lavoro per la maternità, quindi per dare un'idea di speranza alla società, perché senza figli la società invecchia solo e non cresce in termini di prospettiva, attenzione, noi dovremmo dare la possibilità a queste donne di essere reinserite nel mondo del lavoro e anche dando loro la possibilità di fare nuove imprese. E qui è il tema che lei ha citato della formazione e dell'avvicinamento, insomma. Quindi su questi temi piena disponibilità, massima disponibilità a collaborare, ma anche a recepire quello che sono le vostre proposte, perché voi sicuramente ne avete molte. Sì, ne abbiamo molte. Bene. In questo senso abbiamo parlato di imprese, abbiamo parlato di fiscalità. Io vorrei sentire cosa pensa Nicola Ramundo. Non mi lascia il microfono, prego, però velocissima. A coronamento di quello che dice la collega, io sono Giovanna Tosato, presidente dell'associazione sindacale Usarci, e a Latere io ho creato l'associazione, a proposito, per quello mi aggancio, porta pazienza. Prego. Un attimo, ne approfitto, prima di tutto perché sono felice che sia una donna che possa arrivare alla regione, perché abbiamo molte cose da portare avanti, oltre che affiancare la mia collega, la presidente Stefania Borgin. Io ho creato da poco tempo, dove lei mi sostiene comunque, un'associazione di donne che si chiama Run Together, perché io che rappresento il lavoro autonomo, le partite IVA, le donne che magari sono buttate fuori dal lavoro o comunque possono accedere a un lavoro che può dare credibilità, ovviamente risorse per potersi sostenere, che normalmente sono a monoreddito, e quindi anche e soprattutto far credere in un percorso innovativo qual è anche il lavoro autonomo, solo se siamo sostenute, certo, perché io mi adopero in questo ad affiancarle, ad aiutarle per quanto posso e a sostenerle, sia nel lavoro che nel benessere e anche nella vita personale. Grazie. Grazie molte. Grazie e complimenti alle donne, spazio a voi lo darei sempre. Parliamo con Nicola Ramundo, perché quando parliamo di tasse mi viene sempre in mente Nicola Ramundo. Oggi in Italia le tasse sono tante e importanti. Abbiamo una scheda che ho utilizzato il giovedì scorso in trasmissione, ma credo sia importante e utile riproporla, se la regia ci segue. Allora, eccola qua, mette a confronto, dovrebbe arrivare, mette a confronto quella che è la fiscalità in Europa. Nicola, se vuoi commentarla, perché è un tema essenziale. Microfono davanti alla bocca, se no a casa non ci seguono, grazie. Da situazioni che sono veramente critiche. Lei parlava giustamente, ha fatto diversi confronti. Noi abbiamo per esempio una tassazione che non ha, voglio dire, neanche più idea cosa sia in Europa, no? E noi dobbiamo competere, parlo delle aziende, parlo degli imprenditori, con chi per esempio nel Liechtenstein piuttosto che a Lussemburgo paga l'1% se ce la fa di tasse. E quindi come si fa a essere competitivi? Punto 1. Punto 2, lei parlava giustamente delle regioni con termini, Friuli, Trentino. Bene, è facile, insomma, voglio dire, intuire che il contribuente veneto su 100 euro ne lascia 80 per Roma, ne riceve 20. Al contrario, il Friuli e il Trentino ne ricevono 80 e ne versano 20. In questo caso la competitività va a farsi friggere, come si suol dire. Vede, anch'io vado molto spesso all'estero, a Londra in particolare, anche per motivi di lavoro, e vedo che proprio c'è una distanza, un distacco enorme, ma anche dei giovani. Molti giovani che per esempio sono a Londra non rientreranno mai in Italia, perché sanno benissimo, per quanto, voglio dire, il governo si stia sforzando la semplificazione, agevoliamo le partite IVA. Ecco, per esempio, le dico subito una notizia che magari ancora nessuno sta dando, ma com'è possibile prevedere delle agevolazioni fiscali abolendo il 5% e aumentandolo al 15% come tassazione unica, cioè la tax flag sostanzialmente, per 3 anni, ma guarda caso alcune categorie sono escluse,
per esempio i liberi professionisti, vengono Esatto. ingegneri, vengono architetti, medici, avvocati, dicono, "Ah, perché io devo arrivare a 15.000 euro e il commerciante può arrivare a 40? Cioè, c'è una discriminazione pazzesca in quest'Italia, senza considerare una burocrazia che ha veramente il primato mondiale. Allora io le chiedo, è mai possibile che una volta per tutte in Italia si metta mano a una vera semplificazione fiscale? Perché lei dice giustamente in America i prosciutti. Bene, come mai l'Europa non mette nessun dazio per chi importa, cioè porta le merci in Europa? Penso per esempio alla Tunisia, alla Cina. Non esiste niente, quindi le nostre aziende come fanno a competere sui mercati internazionali che hanno delle batoste da orbi sui dazi? E poi l'ultima cosa che interessa invece i veneti, lei sa benissimo che le società di trasporto, le aziende di trasporto in Veneto sono più di 39, quasi tutte sono in default, cioè sarebbe da portare i libri in tribunale perché sono in profondo rosso. Ma è mai possibile che in Veneto ci possa essere un biglietto unico? Cioè io vado in Lombardia, io vado in altre zone d'Italia, con un biglietto unico giro la regione. Ma perché in Veneto sono a Padova, devo fare il biglietto a Padova, vengo a Vicenza, faccio il biglietto a Vicenza? Cioè è una cosa assurda. Sarà possibile avere un unico, per esempio, azienda di trasporti veneta, in maniera tale che anche si diminuisca la spesa pubblica? La spending review parte anche da queste piccole o grandi cose, consigli di amministrazione, collegi sindacali, gettoni di presenza e quant'altro, ma poi soprattutto agevolare il cittadino, agevolare il contribuente che spostandosi per tutto il Veneto con un solo biglietto arriva dappertutto. In questo senso... In questo senso le chiedo di attendere un attimo prima di rispondere, perché collegherei la domanda dell'associazione Brusutti, che è sinergica direi rispetto a quanto detto oggi dal Nicola Ramundo. Prego. Assolutamente. Vado ad avere una risposta unica in questo senso al tema. Noi ho sentito da lei che lei è un amministrativista, cioè al di là dell'aspetto legale anche è stato un vice sindaco e quindi è diretta nelle risposte e nelle risoluzioni. Un grosso problema è la burocrazia e concordo con lei che va semplificata, ma soprattutto noi sappiamo quali sono le emorragie della Regione Veneto. I fondi in Regione Veneto ci sono e saranno potenziati anche con la città metropolitana di Venezia da parte dell'Europa, che va fatta, perché Veneto è città di Venezia e come New York, nessuno conosce lo stato di New York, tutti conoscono la città di New York, ma il problema sono le tre emorragie: istruzione, insegnamento, immondizie e trasporti. Ebbene, concordo e ha detto una cosa giustissima sul danno gravissimo delle aziende di trasporti. Purtroppo lei ha detto una cosa giusta: ascoltare tutti ma prendere delle soluzioni. Ebbene, ci sono strutture che hanno 4.000 dipendenti, 3.000 dipendenti e quando lei siederà su quella sedia di governatore, che io non le invidio, lei non so se avrà il coraggio e la capacità di dire non tanto un'unica società, perché in termini di studio la Fondazione Brusutti a livello europeo ha studiato che le macro strutture sono un costo pazzesco perché si annidano problemi enormi di gestione. Il Veneto era la locomotiva del trasporto italiano, avendo un sacco di aziende private. Ora nella provincia di Venezia di aziende private che fanno il trasporto pubblico ce n'è una sola, la Brusutti. Voglio dire che le microstrutture con un unico amministratore, con la supervisione della regione in termini di servizio e di controllo, devono essere controllate in termini di gestione. Questa emorragia toglie soldi a tutte le associazioni e a tutte le nobili intenzioni che qui ho sentito, perché per mantenere quei tassi da 14, 20, 60 miliardi di euro che noi perdiamo, ci ritroviamo assolutamente in disastro economico per sanare altre problematiche. Indubbiamente le economie vanno fatte e i tagli pure, perché l'Europa cosa dice? Per abbattere i costi bisogna avere competitività per alzare anche la qualità. Se io ho una sola struttura, è unica e lei decide il prezzo del biglietto, decide il servizio e dice all'amministratore: tu
tu fai quello che ti diciamo noi perché siamo noi che comandiamo. Il problema è che il biglietto unico è una cosa che si può fare domani, ma manca la rete, che ha detto giustamente l'onorevole, e mancano degli amministratori che abbiano la capacità di dire: io ti ho nominato presidente, io ti ho nominato amministratore e io ti mando a casa perché sei un incapace. Grazie. Devo dire due interventi che potrebbero, come dire, sintetizzare il mio programma elettorale, nel senso che semplificazione burocratica, riduzione delle tasse e omogeneità fiscale europea, attenzione. Il tema della razionalizzazione come valore, non come taglio, no? Orizzontale, lineare, dove prendo, taglio tutti uguali. No, attenzione, bisogna tagliare dove ci sono le sacche di inefficienza, e le troppe municipalizzate sono sacche di inefficienza, ma sono anche luoghi dove si annida il potere e dove si annida il consenso e i voti. Questo è il problema. Se tu governi una regione creando dei carrozzoni, perché in ogni carrozzone ci metti l'amico dell'amico e quello che ti garantisce quel pacchetto dei voti, non vai da nessuna parte, perché crei delle sacche di inefficienza e degli elefanti, diciamo, burocratici, che io ho tutta l'intenzione di risvoltare come calzini, oltre che ridurre. Penso per esempio a Veneto Sviluppo. Anche Veneto Sviluppo ha un potenziale enorme inespresso. Quando, vedete, io ho questa immagine, la Regione Veneto la vedo come una stanza dove per 25 anni le finestre sono state chiuse, tenute chiuse. Quando in una stanza tu non apri le finestre per far entrare aria nuova e fresca, quella stanza diventa una stanza asfittica, quell'aria è un'aria irrespirabile. Per la salute della democrazia c'è bisogno di un ricambio, quando ovviamente c'è un progetto dietro, quando c'è la forza, quando c'è la volontà, quando c'è il coraggio. Cioè, per accontentare tutti, qui non si è mosso niente. Per accontentare tutti e non scontentare nessuno, qui si è stati dei conservatori straordinari. Allora, quando mi dici le 39 municipalizzate, con 39 consigli di amministrazione, con dei costi, incapaci di fare una bigliettazione unica per tutto il Veneto, dove il turista prende il biglietto a Verona e può andare a Venezia, può girare le più belle città al mondo. Quando tu nel tema dei rifiuti o dell'acqua hai anche lì carrozzoni dove ci sono solo consigli di amministrazione e una gestione dell'acqua inefficiente, beh, bisogna prendere in mano la situazione. Però quando noi parliamo di impresa, di sostegno alle imprese e quindi di lavoro, dobbiamo parlare di una riduzione fiscale, e io apprezzo lo sforzo che il governo Renzi ha messo nell'ultima finanziaria, quando per la prima volta 18 miliardi solo per l'abbattimento delle tasse, 6 miliardi e mezzo solo per l'abbattimento del costo del lavoro, quindi l'IRAP, che è la tassa più odiosa ovviamente per gli imprenditori, e poi guardate, semplificazione burocratica amministrativa, cioè un imprenditore spende 100 giorni l'anno per gli adempimenti burocratici. Oggi io giravo per le imprese del nostro territorio e loro mi dicevano: guardi onorevole, più che le tasse, che alla fine le paghiamo se abbiamo servizi efficienti, noi siamo spaventati della burocrazia, perché la burocrazia ci impianta, la burocrazia non ci fa andare avanti. Allora sapete cosa vi dico? Quando una politica abdica il proprio ruolo, quando la regione rinuncia a fare politica perché le scelte costano, in termini anche di consenso, allora i burocrati prendono il sopravvento e comandano. Io invece ho l'intenzione di governare insieme a voi, perché non si governa da soli, si governa insieme ad una squadra che deve essere una squadra di persone, di donne, di uomini, di imprenditori, di gente della cultura, di gente del turismo, capace. Bisogna pensare ad un progetto per il Veneto capace di innovare, di portare il Veneto laddove non ha avuto mai il coraggio di andare. CGIL Trasporti, prego.
Sì, io mi collego semplicemente a quanto aveva affermato anche chi prima parlava di turismo e del biglietto da visita che trova il turista quando arriva in Veneto dei trasporti che non funzionano. Tanto possono anche dire tranquillamente gli studenti universitari, chi va a lavorare, i pendolari, ma le persone comunque che usufruiscono dei servizi della mobilità in Veneto in generale. Perché noi abbiamo, come qualcuno accennava ovviamente poi con posizioni leggermente diverse, però abbiamo sì in Italia ma specialmente in Veneto un trasporto pubblico locale sia su gomma, quello su gomma sta letteralmente implodendo su se stesso in qualunque provincia italiana, mentre poi anche quello servizio ferroviario non sta altrettanto meglio in Veneto. Paghiamo un piano dei trasporti in Veneto che non esiste e praticamente paghiamo che tutti gli investimenti degli ultimi anni della regione sono stati volti più alle infrastrutture stradali e autostradali piuttosto che alla mobilità sostenibile, alla mobilità per le persone a carattere sociale. Basta pensare che lo 0, qualcosa è destinato del bilancio della Regione Veneto è destinato a trasporto pubblico, non molto di più, proprio lo 0, qualcosa, no, che è esclusivamente i soldi che arrivano dal Fondo dei Trasporti Nazionali, che la Regione non mette praticamente niente di tasca propria. Quindi quello che volevamo capire noi era che modello di trasporto pubblico vede, cioè lei ha in mente un trasporto pubblico per esempio per quanto riguarda il settore ferroviario, ha in mente le gare, ha in mente una società unica regionale, la Regione Veneto sappiamo che aveva tentato di fare una società di trasporto che era sistemi territoriali, però di ferroviaria, che ha in mente un affidamento diretto a Trenitalia. Per quanto riguarda il settore del trasporto su gomma, ovviamente a Padova adesso c'è un'operazione di fusione tra APS e Bus Italia che è un primo tentativo, però che tipo di trasporto pubblico hai in mente? Perché la nostra preoccupazione principale è che qualunque operazione venga fatta venga mantenuto anche proprio lo stato sociale che deve avere il servizio di trasporto, non deve essere meramente una cosa industriale, ma deve avere un piano meramente industriale per far profitto, ma deve avere anche un servizio sociale per le persone. Grazie. Prego, allora, intanto l'unificazione delle municipalizzate è fondamentale, cioè per creare questo sogno del biglietto unico che non esiste solo in Lombardia, esiste anche in Campania dal 2002, quando parliamo di sud, no? C'è anche un sud che funziona e noi non siamo a livello del sud che funziona, per questo io vi dico vorrei che il Veneto diventasse un modello di sviluppo, di innovazione e di, come dire, e di star bene. Ecco, la qualità del servizio non è soltanto legata ovviamente al trasporto pesante, all'implementazione di tutto il trasporto ferroviario, che peraltro domani io alle 8:30 parto da Vicenza, mi faccio la tratta Vicenza-Padova con un regionale, perché voglio con i ragazzi che studiano vedere com'è il servizio no, io prendo sempre il treno, però prendo l'alta velocità, per esempio, no? Quindi il trasporto pubblico locale, quello regionale, lo utilizzo meno. Domani voglio vedere come si viaggia e credo che non si viaggi molto bene. Allora, il tema della riorganizzazione delle municipalizzate è un tema fondamentale, il biglietto unico è un tema fondamentale, la metropolitana di superficie è un progetto straordinario lasciato nel tempo lì, che invece noi dobbiamo riprendere perché è uno strumento importantissimo di sviluppo, ma anche i piani locali, perché vedete la città che diventa sempre più invivibile per il trasporto su ruote, perché non vengono messe nelle condizioni i cittadini di girare in bicicletta, per esempio. Beh, anche qui dobbiamo fare una riflessione importante. Che tipo di qualità dell'aria che respiriamo vogliamo garantire? Io penso per esempio che dei percorsi ciclopedonali anche nelle città, dalle più piccole alle medie, io vivo a Vicenza, il nostro sindaco Variati ha fatto un'operazione molto importante, io penso che questa debba essere un'altra sfida che noi ci proponiamo, anche perché
collegando le piste ciclabili in maniera più razionale e riorganizzandole, noi dovremmo davvero poter dare un'implementazione forte anche al turismo. Guardate che i tedeschi, gli olandesi, che sono abituati a vivere in città di un certo tipo, vengono nelle nostre montagne, però vanno magari in Trentino Alto Adige e non in Veneto, perché là trovano dei servizi anche da quel punto di vista lì, che sono dei servizi turistici che per noi sono assolutamente fondamentali. Grazie onorevole. Senza microfono a casa non la sentono, dobbiamo recuperare un microfono al volo. No, a casa non la sentono anche con la bella voce. Mi scusi un secondo, opla, prego. Grazie, sono Mario Donnini di Veneto Unico, un laboratorio di idee per ripartire, ci chiamiamo bene. così. Dico, parliamo di piste ciclabili, bello andare in bicicletta, ma le metropolitane che sono in tutte le grandi città europee, da noi proprio no, invece un bel collegamento fra le nostre 5 città principali, che se devo farmi un viaggio da Padova all'aeroporto di Tessera, prendere una persona e portarla a Vicenza, ci piglio 2 giorni con la mia macchina, un metro di quelli veloci, non il tramvetto di Padova o quello di Mestre, non ci si può pensare. L'ho appena detto, sono d'accordo con lei, secondo me la metropolitana di superficie che collega le città, come lei appunto ha citato, che devono diventare città metropolitane, cioè delle città di collegamento, di ampio respiro, questa assolutamente sì, perché dobbiamo garantire quello che dice lei, cioè la mobilità facile del turista che vuole spostarsi da una città grande all'altra, e poi dobbiamo attrarre un turismo sostenibile, quello della bicicletta, che io, che sono una ciclista mamma, cioè che gira in bicicletta per la città di Vicenza, che è ancora una città, diciamo, vivibile, ritiene che sia uno degli strumenti con i quali noi educhiamo i nostri bambini a vivere all'aria aperta e a spostarsi con mezzi che non inquinano. Certamente, però... I microfoni, signori, vi tiro le orecchie, prego, il microfono. L'unica cosa è che la metropolitana di superficie, che è stata prevista fino ad oggi, fa campo sulla rete ferroviaria. Francamente siamo proprio al contrario di ciò che occorre una cosa completamente nuova, perché il turista che viene in Italia, parlavamo di turismo, deve avere un'immagine di tutta l'Italia, non solo della Basilica della Salute o di questo e di quell'altro, deve arrivare diretto in Italia e non spendere i suoi soldi a Francoforte e poi venire da noi, quindi una compagnia aerea ci stava proprio bene. Poi deve avere un'immagine che sia comprensiva del sistema trasporto, della burocrazia, dell'agricoltura, dell'accoglienza, di tutto quello che fa capo alla sua vacanza, e deve tornare con la voglia estrema di ritornare. Allora dobbiamo pensare globalmente a questa idea, che sembra che sia un percorso obbligato per gli italiani, vista la politica dell'Europa, che mi dispiace dirlo, Renzi sta appoggiando anche troppo. Ma io concordo con quanto ha detto il rappresentante di Mario, che rappresenta questa bella realtà di Veneto Unico, con la quale magari ci confronteremo nelle idee, perché secondo me noi abbiamo bisogno, no? Partendo da quello che è il mio programma, anche confrontarmi con chi da tanti anni pensa ad un Veneto diverso. E quindi massima disponibilità in questo. Renzi ha avuto il coraggio di denunciare una cosa, che l'Europa così non va assolutamente. Un'Europa che si è trasformata da Europa politica a Europa burocratica. Perché? Perché la politica ha rinunciato a svolgere il proprio ruolo. Non è più l'Europa di Deloro o di Prodi, è l'Europa delle carte, è l'Europa dei vincoli, è l'Europa delle banche, è l'Europa delle regole. Non è più l'Europa di un pensiero, di una visione, di un'idea di investimento sul futuro, di un'idea anche di flessibilità e anche di vedere quali sono i paesi che stanno facendo gli sforzi per cambiare. Cioè noi pensiamo di chiedere all'Europa di cambiare se non siamo i primi in grado di cambiare? Quindi riforme strutturali, quindi cambiamenti anche radicali. Perché io apprezzo questo governo? Perché ha il coraggio di provarci. È molto difficile rompere un sistema consolidato da 40 anni, rompere dei meccanismi, no? Che vedono persone, dirigenti, burocrati di Stato fermi lì a controllare. Vede un ministro, passa, il burocrate di Stato rimane per sempre. Allora il ministro, e il primo ministro in questo caso, riesce a dare delle soluzioni se ha il coraggio di scardinare un sistema che si è
come dire, avvitato su se stesso, incancrenito. Ed è lo stesso che è successo in Regione Veneto, purtroppo. Una regione però che non si può permettere di rimanere ferma per così troppo tempo. Dobbiamo farla ripartire. Però per due parole solo per concludere, dobbiamo continuare. Avete una domanda a testa, signori? È importante avere in mente quello che è il Trattato di Lisbona, con la sua cancellazione dello Stato sociale e la sua affermazione della competitività e del profitto per il profitto, che praticamente mette in grandissime difficoltà tutti quelli che come lei vogliono portare avanti i programmi che abbiamo delineato. Grazie. Grazie infinite. Qui con noi abbiamo anche CNA, in particolare l'ufficio estero. Fornasiero, prego. Partiamo dalle biciclette. Cosa c'entra con l'internazionalizzazione e l'esportazione? Perché parto dalle biciclette. L'ultima disputa, l'ultima querela tra le fiere di Verona, Padova. In mezzo ci sta Vicenza, ma so che c'è un asse preferenziale tra Vicenza e Verona. Allora, ci stiamo veramente coprendo di ridicolo nel Veneto per quanto riguarda il sistema fieristico. Abbiamo troppe fiere, non abbiamo un sistema fieristico, non abbiamo un progetto di sviluppo del sistema fieristico. E passo subito all'altro fronte, che è quello dei sostegni all'export e all'internazionalizzazione. Il Veneto è la seconda regione che esporta in Italia, dopo la Lombardia. Bene, se sentiamo gli uffici della Regione Veneto ci dicono che non ci sono soldi a sostegno delle imprese che esportano. Però abbiamo 7 camere di commercio, abbiamo 7 aziende speciali che si occupano di export, abbiamo Veneto Agricoltura che si occupa di export, abbiamo Veneto Promozione che si occupa di export, abbiamo Union Camere che si occupa di export. Abbiamo decine di dirigenti regionali che cosa gestiscono? Il nulla. Se teniamo conto che dati del Sole 24 Ore di ieri, se noi riuscissimo a portare 40.000 piccole imprese, cioè intendo quelle imprese che hanno da 1 a 9 dipendenti e che sono l'ossatura del nostro sistema produttivo, se noi riuscissimo a portare 40.000 piccole imprese all'estero, potremmo in 3 anni assumere qualcosa come 1.800.000 giovani disoccupati. Potremmo avere un incremento del PIL del 9% in 3 anni. Potremmo veramente uscire dalla recessione. Quindi io le auguro di cuore di diventare Presidente della Regione Veneto e di aprire veramente un tavolo per aprire un progetto di futuro per le nostre esportazioni venete. Grazie. Grazie per questa domanda che mi consente di sviluppare un altro argomento importantissimo, cioè la piccola e media impresa e il sostegno alle piccole realtà che rappresentano davvero la spina dorsale del nostro sistema produttivo nazionale. Allora, cosa possiamo fare per la piccola e media impresa? Intanto aiutarla a resistere in un mercato internazionale globale dove la sfida è sempre più con i mercati emergenti che non hanno scrupoli da tutti i punti di vista, e i nostri piccoli imprenditori devono subire invece regole soffocanti, una tassazione altrettanto insostenibile, mancanza di fare sistema con le istituzioni locali che anziché agevolarti ti mettono i bastoni tra le ruote, perché questa è la verità. Cosa fa la burocrazia locale? Questo, non ti agevola. Quando invece da un viaggio che io feci qualche anno fa negli Stati Uniti, invitata dal Dipartimento di Stato americano come giovane amministratrice per vedere da dove era nata la crisi immobiliare, cosa aveva scatenato, ma come gli Stati Uniti e Obama aveva cercato di recuperare, io vidi la sinergia tra città, quindi municipi, e istituzioni regionali, poi università, ricerca e impresa. Noi dobbiamo cercare di fare 2 cose: aiutare le nostre piccole e medie imprese ad andare all'estero e là sviluppare, cantierare progetti, e poi attrarre investimenti stranieri nel nostro territorio attraverso agevolazioni. Cioè noi dobbiamo fare questa operazione, aiutare le nostre imprese venete
ad uscire, ad esportare, a far conoscere in tutto il mondo, quindi valorizzando i nostri prodotti che sono l'eccellenza mondiale. Pensiamo solo che il Made in Italy è il terzo brand più conosciuto al mondo, ma io farei un Made in Veneto perché sarebbe il prodotto più voluto al mondo. Penso alle centinaia di eccellenze che noi abbiamo qua sul nostro territorio. Fare un DOP Veneto, per esempio, di tutti i prodotti e fatti con prodotti nostri locali. Poi ovviamente però dobbiamo anche fare una grande operazione straordinaria per attrarre gli investitori, perché il Veneto è terra da investimenti, se però la Regione aiuta chi vuole venire in Italia ad investire con tutta una serie di strumenti da mettere loro a disposizione. Grazie onorevole, ci spostiamo nella parte alta delle nostre tribune, abbiamo Giovanni Amato, è un po' che attende, io mi scuso ma siete tantissimi questa sera, prego le do la parola. Giovanni Amato, Unione Nazionale Sottufficiali Italiani nonché Comitato Vittime del Montevenda. Questa televisione ci ha dato l'opportunità di far capire più volte il dramma che stavamo vivendo per quanto riguarda la questione radon, Montevenda e malattie e morti di ufficiali e sottufficiali strettamente collegati all'esposizione del radon. Stamattina noi ci siamo trovati nella nostra associazione e ahimè ci siamo trovati a discutere e alla fine insomma ci siamo trovati di proposito, abbiamo osservato un minuto di silenzio perché quello che è successo in Cassazione per le vittime del Monferrato è simile alla situazione che stiamo vivendo noi per quanto riguarda i nostri colleghi che si sono ammalati e sono morti, alcuni sono ancora ammalati, per essere stati esposti per lunghissimi anni a fortissime concentrazioni di gas radon del Venda. Perché dico questo? Dico questo perché noi abbiamo bisogno di tutti. E, ahimè, abbiamo avuto qualche segnale di sensibilità da parte di qualche consigliere della Regione Veneto. Non abbiamo avuto nessun segno di sensibilità da parte della Giunta regionale Veneto e sì che questo è un problema che riguarda anche la sanità del Veneto. Quindi ci siamo rivolti già da diverso tempo, non c'è stata nessuna risposta e vorremmo che in futuro la nostra associazione potesse avere un punto di riferimento sicuro in Regione anche per prospettare alcune soluzioni che non costano, non comporteranno assolutamente dei costi, ma sicuramente la vicinanza politica delle regioni aiuterebbe anche a risolvere questo problema. Non è una domanda che io pongo all'onorevole, ma sono delle proposte ma anche delle richieste. Noi siamo qui stasera, possiamo parlare liberamente soltanto perché siamo dei militari in congedo. Se fossimo stati militari in servizio stasera non potevamo né entrare in questo studio né prendere la parola perché i regolamenti sono rigidi e lo vietano. C'è uno spiraglio però, uno spiraglio che ci viene dalla Corte Europea dei Diritti per l'Uomo. Il 2 di ottobre questa Corte ha emesso una sentenza che deve far riflettere, cioè dice finalmente che i militari, quindi in questo caso i militari italiani che avevano fatto ricorso, a questi militari non può essere negato il diritto di iscriversi o formare delle associazioni sindacali. Per noi è importantissimo questo e quindi vorremmo che il Parlamento europeo facesse propria questa sentenza e invitasse il governo italiano a sua volta a farla propria perché finalmente si potesse arrivare a una legge che consenta al personale militare di avere una rappresentanza sindacale, cosa che oggi non ce l'ha. Il Partito Democratico, di cui lei è tra i massimi esponenti, già nel 2010, ho letto qui sul giornale, che aveva approvato all'interno di un documento dell'Assemblea Nazionale la propria volontà di andare in questa direzione. Mi auguro che non sia cambiato niente rispetto a allora e che ci sia ancora questa volontà e che lei possa in qualche modo sostenerla fortemente perché è una cosa che per noi è di vitale importanza. Perché è di vitale importanza? È di vitale importanza perché
tutto quello che è successo finora all'interno delle forze armate, sia piccole cose, sia cose abbastanza eclatanti, probabilmente si potevano evitare se il personale avesse avuto una voce esterna. Oggi ce l'ha, ma è una rappresentanza militare che è all'interno dell'amministrazione, che dipende dai comandanti, dipende dai vertici, per cui è imbavagliata, è ingessata, ha le mani legate. Vi faccio un esempio. La questione nostra del Venda, se il personale avesse avuto una rappresentanza sindacale, probabilmente in tempo utile noi avremmo potuto sollevare la questione ambientale e farci sentire, quindi avremmo evitato tanti morti e tante malattie. La questione dei marò forse non ce la siamo posta bene, perché la questione dei marò, se avessimo avuto una rappresentanza sindacale probabilmente in tempo utile avremmo conosciuto le regole di ingaggio dei militari italiani messi a bordo delle navi militari. L'ultima cosa, poi chiudo, che riguarda sempre la questione sindacale. Grazie, Giovanni. Stiamo seguendo la questione di una ragazza, scusatemi se insisto, una ragazza, non una ragazza qualsiasi, una ragazza caporal maggiore dell'esercito. Questa ragazza ha subito violenza da parte di un suo superiore, d'accordo? Dopodiché ha subito del mobbing, è andata in crisi depressiva, si è ammalata. Il suo superiore è stato condannato a 1 anno e 4 mesi, però è stato accompagnato per mano in pensione. La ragazza è stata collocata in congedo. Oggi quella ragazza è sana, è guarita, va bene, è rimasta senza lavoro dopo quasi 2 anni e mezzo di servizio militare che aveva prestato e aveva avuto anche una promozione. Quindi questa ragazza, parlavamo di donne prima, parlavamo di tutele, credo che questo deve essere un caso assolutamente portato a conoscenza di chi di dovere. So che è arrivato in Commissione Difesa perché l'abbiamo mandato noi, abbiamo la netta sensazione che la cosa sia un po' ferma lì. Allora è un appello che faccio a lei come donna, come parlamentare europea e come alta esponente del Partito Democratico, perché tutto questo possa aver fine e il personale militare possa avere quei diritti che sono riconosciuti a tutti quanti gli altri lavoratori. Grazie. Grazie. Anche in questo caso un tema ampio che purtroppo dobbiamo evadere velocemente, però ci daremo da fare e prenderò nota anche dei contatti della rappresentante, perché sono materie che riguardano la salute ovviamente dei militari e che riguardano, nell'ultimo caso che lei ha citato, di una ragazza che ha prestato il proprio servizio in maniera seria ed è stato oggetto ovviamente di molestie e di violenze pesanti. Tutto il tema della ricollocazione, del reinserimento nel mondo del lavoro delle donne, mi farò carico ovviamente di sollecitare il governo e le commissioni preposte ad assumere una decisione presto e seguirò quindi da vicino anche quest'ultimo caso. Grazie. E noi come emittente ci impegniamo peraltro, Giovanni, a creare un format, una puntata dedicata al tema con il vostro aiuto ovviamente nel fornirci le informazioni. Grazie. Cambiamo completamente argomento, abbiamo qui un imprenditore che si è rinnovato completamente, si è inventato un'azienda e ha dovuto far fronte alla burocrazia che sappiamo tutti essere estremamente pesante. Ci racconti cosa si è inventato? Sì, buonasera, sono Perini Rossano e ho fatto un bar ambulante su una bicicletta a 3 ruote, praticamente una cosa che non esiste mi hanno detto da Bologna in su, insomma, quindi un bar vero e proprio dove non si vendono soltanto hot dog o cosa, ma si fanno le colazioni e tante altre piccole cose. Dove? Qui a Padova. Tutto è nato quest'anno, a maggio di quest'anno. Lo ha costruito lei direttamente? Beh, vedevo qui proprio Allora, io in passato ho fatto 12 anni, sono un consulente stilistico, non che mi ritengo un artista. Questo l'ho avuto perché l'ho avuto in mente, ho avuto questa idea, ho cercato di comporre con delle aziende questo mio sogno. Poi alla fine l'ho realizzato, dopo 30 giorni che l'avevo aperto mi è arrivato da un vicino che evidentemente creavo qualche problema. Vicino, per favore, grazie. Mi sono arrivati dei controlli dove lì mi sono beccato una multa di 1.100 euro. Perché? Perché io avevo chiesto ai vari enti, polizia, NAS, carabinieri e quant'altro, quali erano le regole a cui io dovevo stare. Ovviamente loro non hanno risposto a nulla. Ok, io sono stato, come dire, preso di mira
da questo concorrente e i vigili, in quanto loro amici, mi hanno fatto 2 ore di controlli e alla fine sono arrivati a fare le loro multe. Il problema è questo, che un imprenditore che spende 8-9 mila euro per una cosa del genere, che è rimasto senza lavoro da un anno a questa parte, si reinventa un lavoro, prova e tutto, gli vengono messi i bastoni tra le ruote. Lei parla di talenti, tanti miei amici stanno andando all'estero, io tra un anno me ne andrò anch'io, se non si muove qualcosa, perché qui investire tempo e comunque risorse, che comunque sono idee, per me le idee valgono tantissimo, è impossibile andare avanti, cioè tutto qua. Poi la burocrazia, per carità, cioè, ci si scontra ogni giorno. Però, come dire, io se volessi dar da lavorare domattina a un'altra persona con quelli che sono i miei requisiti, quindi i requisiti del REC e quant'altro, dar da lavorare con un altro di questi bici ambulanti, non lo posso fare perché quest'altra persona dovrebbe avere una sua partita IVA, quindi già partire con il pagare 3.500 euro fissi ogni anno è impossibile per uno che è rimasto senza lavoro poter iniziare da zero. La banca non ti dà un fido neanche di 2-3 mila euro se non hai uno storico. Tutto qua, basta. Mi sembra che gli argomenti che ha trattato siano assolutamente importanti, perché qui noi perdiamo talenti, perdiamo eccellenze, perdiamo intelligenze che regaliamo ovviamente a quegli stati anche europei che accolgono meglio di noi chi ha voglia di mettersi in gioco. Cioè tu ti sei messo in gioco, ti sei reinventato un mestiere, l'hai fatto con creatività, innovazione e devo dire anche gusto, perché se hai creato, no, anche dal punto di vista estetico una cosa bella da vedere che non disturba, eppure ti sei scontrato con una burocrazia, con delle regole assurde, con dei controlli assurdi, perché io che stamattina sono andata all'interno di una delle aziende eccellenti di Montagnana, loro appunto mi dicevano: guardi che noi subiamo dei controlli da parte di 4, 5, 6 enti diversi, quindi no, 11 enti che fanno 11 controlli. E sai qual è l'assurdità? Che vanno a controllare quelli che sono in regola e continuano a fare i controlli a quelli che sono in regola, facendogli perdere, no, un sacco di tempo, un sacco di ore, ovviamente, che sottraggono la propria attività, e magari non vanno a controllare quelli che in regola non sono, no? Che non hanno i posti e le cose fatte per bene, fatte in un certo modo. Allora io credo che noi dobbiamo veramente, quando io dico per i primi 3 anni un giovane che vuole mettersi in gioco non paga niente, lo dico perché ci credo, perché se noi per i primi 3 anni togliamo zero burocrazia, cioè ti aiutiamo, ti mettiamo vicino qualcuno che ti aiuti a creare, no, quella piccola aziendina, quella piccola cellula di innovazione di lavoro che può creare lavoro anche ad altri, perché se la tua struttura funziona, tu poi moltiplichi quell'esperienza in tutte le città del Veneto per adesso e la fai diventare un motore di sviluppo e di crescita. Beh, io che amministro, che faccio politica, devo essere solo che contenta, perché significa che ho fatto bene il mio mestiere. Se invece inizio a metterti i bastoni tra le ruote, a farti pagare una multa che tu non puoi sostenere, perché se il tuo mezzo di lavoro costa 9.000 e ti ritrovi nel giro di 3 mesi a pagare 4.000 euro di multe, beh, tu chiudi, vero? Ecco, allora da questo punto di vista noi ci impegniamo per i giovani a fare un piano straordinario proprio per aiutare i ragazzi ad essere creativi, innovativi e sostenuti, perché io sono convinta che anche qui il Veneto possa essere un esempio di eccellenza, perché è qui che nascono le idee più innovative dal punto di vista tecnologico, enogastronomico, dell'innovazione. E quindi non te ne andare, il mio appello è: resisti ancora un po', perché vedrai che possiamo cambiare in meglio insieme questa regione, aiutando i ragazzi come te a stare e a crescere posti di lavoro nel nostro paese. Grazie onorevole, direi che la parola bisogna darla ai giovani a questo punto. Prego, abbiamo la rete degli studenti medi. Sì, parlo a nome della rete degli studenti medi e dell'Unione degli Universitari del Veneto. Il Veneto è una regione che dal 2007 ad oggi ha tagliato più di 57 milioni di euro dal diritto allo studio e che vede compromesso quindi il diritto allo studio sia per gli studenti delle scuole superiori che per gli studenti universitari.
In particolare nell'università più del 50% degli aventi diritto a una borsa di studio non la ricevono, mentre nelle scuole superiori i costi alle famiglie arrivano ad essere di circa 1.500 euro all'anno per studente solo per garantirne l'accesso a scuola. In una situazione del genere, noi come Veneto abbiamo una legge regionale sul diritto allo studio composta di 4 articoli che non tratta minimamente come andare a superare gli ostacoli economici e sociali per garantire il diritto allo studio. In questo noi come sindacato studentesco stiamo portando avanti una campagna per appunto cercare di ampliare la legge regionale sul diritto allo studio, cercare di creare dei tavoli di confronto con la regione in cui si ascoltino sia gli studenti che gli insegnanti. E stiamo cercando di portarla avanti e ad oggi le risposte che riceviamo purtroppo sono negative come i tagli che sono stati fatti dalla regione fino ad ora. In questo la domanda che volevo porre era inizialmente riguardante l'argomento dei cervelli in fuga, ma mi sembra che oggi ne abbiamo ampiamente parlato e quindi le chiedo, in un Stato che ha un numero di laureati nettamente inferiore rispetto alla media europea, come si può rilanciare il diritto allo studio? Come si può andare a diminuire la dispersione scolastica e cercare di fornire un maggior numero di laureati e un maggior numero di cervelli che rimangano nel paese a ricostruire il futuro? Allora, con la rete degli studenti medi, che tra l'altro insieme alle altre associazioni stanno facendo un lavoro egregio per individuare quali sono i problemi che gli studenti vivono tutti i giorni e trovare anche delle soluzioni. Questi sono ragazzi che non si limitano alla protesta, ve lo assicuro, ma fanno tante proposte. Sta alla politica ascoltarli e costruire insieme a loro un progetto di sviluppo anche qui, che veda la regione e l'università e tutti quelli che lavorano attorno e dentro l'università uniti per costruire davvero una prospettiva diversa. Io sono venuta in mensa a Padova, ho visto e ho parlato con alcuni di voi, domani ci incontriamo nuovamente per parlare delle vostre proposte, perché voi avete lanciato una serie di tematiche. Io credo che noi non ci possiamo consentire di essere nella classifica delle regioni la seconda per cervelli in fuga dopo la Lombardia. Allora qualcosa non funziona, vedete, ci sono tante cose che non funzionano. Di chi è la responsabilità? Non mi interessa, vogliamo fare di più. Allora, io parto dall'ascolto, domani vi ascolto nuovamente, prendiamo insieme degli impegni e sappiate però che il metodo con il quale io deciderò insomma, di affrontare i temi della scuola, e parlo ovviamente anche al mondo degli insegnanti, è quello dell'ascolto, del confronto e del trovare insieme delle soluzioni. Poi è evidente che la politica deve fare la politica e deve decidere. Questo è un tema fondamentale, nel senso che è come con il confronto dei sindacati. I sindacati devono fare il loro mestiere, devono protestare, devono stimolare la politica a fare di più, soprattutto quando si parla di categorie deboli da proteggere. I lavoratori vanno protetti e le loro istanze vanno recepite ed ascoltate. Attenzione, mai creare dei dissidi troppo violenti, non va mai bene, soprattutto in un momento come questo dove noi dobbiamo tenere il sociale. La tenuta sociale è uno degli obiettivi, perché se non tiene più quel collante rischiamo di creare degli scontri pesantissimi che non ci possiamo permettere e già ne vediamo tanti. Allora io non ho nessuna intenzione di creare un conflitto con gli studenti né con gli insegnanti, ma anzi costruire con loro un'idea di sviluppo, un'idea di crescita, un'idea di sviluppo culturale, innovativo, scientifico, di ricerca. È stato azzerato quasi tutto. Io preferisco togliere carrozzoni, quindi eliminare alcuni consigli di amministrazione, eliminare qualche prezzolato, ma dare risposte concrete alle famiglie e quindi anche agli studenti. Che cartello ha il signore? No, mi dica è un libro. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. Microfono vicino alla bocca, la prego, grazie. Ripeta per favore per chi è a casa. È il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola. Lei dice di essere molto vicina alle nostre problematiche, ma io sento dire in continuazione che è quello che voi volete abolire. Il contratto? No, allora guardi,
mettiamo subito in chiaro una cosa, così smentiamo alcune voci, perché sono voci assolutamente, almeno se uno mi viene a dire del mio partito voglio abolire i contratti, voglio abolire gli scioperi, io dico guarda, scusami, trasferisciti in un altro paese, perché da noi si chiama democrazia. E il confronto con i sindacati è il sale della democrazia, e scioperare, andare in piazza è un diritto sacrosanto che io voglio dire, e noi come PD dobbiamo assolutamente tenere presente. Poi, che si sia innestato un confronto anche acceso con il sindacato, io credo che sia legittimo e anche forse salutare se entrambe le parti colgono il meglio di questa forma di confronto. E ognuno deve fare, ripeto, il lavoro che gli compete, quindi il sindacato deve fare proposte, deve criticare anche duramente il governo, poi il governo deve ovviamente avere la possibilità e il coraggio di decidere anche contro magari no, un'idea maggioritaria appunto del sindacato. Non a caso a breve noi avremo uno sciopero generale. Quando si arriva allo sciopero generale vuol dire che qualcosa si è rotto, e io penso che va assolutamente ricucito quel rapporto. Guai se noi rompiamo il rapporto con la categoria sindacale, così come con tutte le categorie che rappresentano no, le imprese, il sociale, la cooperazione, guai. Dobbiamo continuare a parlarci, dobbiamo continuare a provare a trovare delle soluzioni possibili. Ma non è quello che sta facendo il governo in questo momento? So che voi siete molto critici con il governo, credo che alcune istanze il governo le abbia recepite proprio dalla minoranza, diciamo così, del PD, che guardava con interesse favorevolmente ad alcune delle tematiche che la CGIL poneva sul tappeto. Alcune di queste, soprattutto per quanto riguarda i licenziamenti discriminatori e illegittimi, sono state recepite dal governo. Questa è una legge delega, quindi aspettiamo poi anche i decreti delegati per capirne un po' di più, e poi nel momento in cui abbiamo il quadro complessivo e chiaro, allora ritorniamo a discutere. Ma non si poteva fare prima di arrivare ad uno sciopero generale? Prego, parliamo. Penso di sì, si poteva fare prima, qualche errore probabilmente è stato fatto, però non perdo la speranza. Buongiorno, Marco Prego. Sono amministratore della Camera di Commercio di Padova da 10 anni, per 8 anni ho fatto il presidente di associazioni di categoria Coldiretti, mi occupo di agricoltura, altrimenti non avrei fatto questo. Visto come è andato l'andamento di questa discussione, mi chiedo, e questa è una delle due domande che volevo fare, avendo visto il suo predecessore attuale, presidente della regione, che ha fatto del colloquio con tutti i cittadini una cosa normale di quasi tutti i giorni, se sarà questo il sistema, perché io l'ho trovato una cosa devastante. La domanda è questa: quale sarà l'utilizzo dei corpi intermedi? Perché se la domanda fatta alla politica sarà così enorme e frastagliata, non so quale risposta sarà dare la politica. O meglio, e su questo appunto quali sarà l'utilizzo dei corpi intermedi. Sull'altro, partendo dall'affermazione che ha fatto prima, DOP Veneto su tutto, io credo che bisogna conoscere anche qua un po' la materia come il turismo. Prima di decidere cos'è Made in Italy dobbiamo stabilire che cos'è veramente il Made in Italy. Sappiate che in Italia mediamente importiamo il 50% di quello che mangiamo, molto viene portato dall'estero e trasformato dagli italiani meravigliosamente, però se quello è Made in Italy basterà che arrivi l'azienda dell'Ungheria, della Cina e lo fa a costi minori e diventerà un Made in Italy fatto in Cina, in Ungheria o dove capita. Quindi prima dobbiamo stabilire che cos'è il Made in Italy, eventualmente il Made in Veneto, e dopodiché proporlo e farlo diventare un atto di forza. E in virtù di questo mi chiedo se il Veneto, come turismo, come agroalimentare, sono le due punti di forza, sono i due punti di forza oggi che può rilanciare, se ci sarà il coraggio di fare una scelta importante e di andare verso quelli che sono i punti di forza, perché io ho la sensazione che se andremo e se il prossimo governo
del Veneto andrà a cercare di soddisfare le richieste di tutti, non ci saranno risorse per tutti, ma la capacità e la necessità di andare alla ricerca dei punti di forza che diano la possibilità dopo di riemergere tutti quanti. Questo è un argomento molto importante e molto difficile, cioè sono temi estremamente difficili e giustamente lei chiede, no, al politico di avere la forza di decidere dove andare e quale priorità dare. Vede, io le parlo da europarlamentare e le dico che l'Europa ha fatto oltre 200 osservazioni alla Regione Veneto e l'ha un po' bacchettata perché la Regione Veneto non è riuscita nell'individuazione, diciamo, dei fondi strutturali che devono essere assegnati al Veneto ad indicare i punti di forza, ad indicare le priorità, ad indicare un piano di sviluppo. Allora, vede, la mancanza di progettazione, di programmazione. Gli 11 punti tematici non li conoscono tutti quanti. Appunto, allora il tema lei l'ha centrato. Quando noi pensiamo di fare politica attraverso per esempio quelle che noi definiamo come PD leggi mancia, cioè io do un po' di soldi a tutti a pioggia e cerco di accontentare tutti, ma non si fa così, non si fa programmazione, progettazione e sviluppo in questo modo qua. Noi dobbiamo individuare quali sono per i prossimi 5 anni i settori dove io voglio sviluppare. Sono l'agroalimentare e il turismo? Boh. Facciamo un progetto serio su questi due temi, mettiamo tutte le nostre forze, le nostre risorse, anche quelle europee che ci sono, no? Dicendo all'Europa chiaramente dove vogliamo andare. Prima io continuerò a parlare di visione, di progetto, di idea di sviluppo. Vede, oggi sono andata a visitare qualche azienda dell'agroalimentare. Loro mi dicevano, ma sa che la maggioranza dei cittadini non sa la differenza tra DOP e IGP? Cioè, quello che viene prodotto con prodotti veneti qua in Veneto e quello che viene realizzato in Veneto con prodotti stranieri, che come diceva lei è il 50%, magari lavorati benissimo, ma con prodotti. Vogliamo parlare della contraffazione alimentare? Vogliamo parlare di tutto quello che arriva da tutti gli altri paesi sotto il nome, denominazioni che ingannano, ingannevoli e danneggiano pesantemente i nostri prodotti? Bene, creiamo un DOP Veneto? Cosa ci costa creare un elenco di prodotti veneti che sappiamo che sono fatti con i nostri beni più preziosi in campo agroalimentare e lavorati nelle nostre aziende? Non ci costa niente, ci vuole però la volontà di farlo. Assolutamente. Io sono d'accordo e so che su questo può lavorare la bicicletta sua, può lavorare il trasporto, può lavorare, però dico bisogna fare le scelte. Purtroppo io in questi anni non ho visto le scelte. E su questo anche i giovani possono dire la loro. Sentiamo cosa dice uno studente universitario, sì, stanco di aspettare, ma ci vuole pazienza. Abbiate pazienza, parlate tutti, prego. Sì, io sono Ettore Tamà, onorevole studente di giurisprudenza qui a Padova. Volevo porre un'altra questione sui diritti civili, che è un tema molto caro a noi giuristi, e anche sul discorso del femminicidio. Ieri abbiamo avuto il dato anche dai telegiornali, comunque il dato nazionale, che un giorno ogni 2 c'è un caso di femminicidio in Italia. Il governo Letta ha messo in cantiere una legge che poi è stata approvata, però vediamo che ancora gli effetti della legge, come lei ben sa anche da avvocato, vengono spesso aggirati da un sacco di cavilli, sia dal punto di vista giuridico che poi dal punto di vista pratico. Ecco, lei con la sua esperienza sia da donna che da eurodeputato e prima ancora da amministratrice, come pensa per la Regione del Veneto che si possa diminuire il femminicidio anche grazie e soprattutto a un nuovo tipo di cultura per aiutare le persone a capire che prima di tutto bisogna rispettare la donna e non vederla come un oggetto? Beh, intanto ringrazio Ettore perché mi dà modo di trattare uno dei temi sui quali ho lavorato di più in questi mesi, in questi anni, sia come avvocato sia come parlamentare. E tu sai che noi siamo stati orgogliosi di essere il Parlamento che ha ratificato la Convenzione di Istanbul, che ha messo in piedi tutta una serie di regole per aiutare le donne che subiscono violenza, per attivare una rete di sostegno e di supporto.
Dobbiamo partire però dalla cultura. Tu dicevi giustamente, cambiare la cultura che vede purtroppo ancora la donna come oggetto, no? E non come soggetto. Allora io credo che dobbiamo partire da lì, dall'educazione, dalle scuole, dall'educazione alla parità, dall'educazione alla diversità. Dobbiamo però anche lavorare nel valorizzare le donne che si danno da fare, che hanno, prima parlavamo con delle donne imprenditrici che ricoprono ruoli ai vertici di società importanti, ricoprono ruoli in politica importanti, che però vediamo vengono spesso, come dire, colpite, no? da giudizi anche molto pesanti. È una questione culturale, come dire, si fa ancora fatica ad attribuire credibilità ed autorevolezza a delle donne che invece da anni che si spendono nel lavoro, nelle professioni, nel volontariato, nell'impresa e anche in politica. Il tema della violenza sulle donne è un tema gravissimo, è una guerra, perché le violenze più pericolose, quelle poi che si tramutano in omicidi, succedono all'interno del luogo che dovrebbe essere il luogo più protetto, cioè la famiglia, cioè donne uccise dal proprio compagno, dal proprio marito, dall'ex convivente. Io credo che una regione non possa investire soltanto 200.000 euro per i centri antiviolenza, è una vergogna. Una regione come il Veneto, che vuole tornare ad essere una regione dove tutti stanno bene e stanno meglio, non può investire questi soldi sottraendoli al fondo per l'infanzia e per i minori. È una vergogna. Io credo che da questo punto di vista dobbiamo fare di più. Non possiamo addossare soltanto ai centri antiviolenza la responsabilità di gestire l'emergenza, che è un'emergenza pesantissima. Guardate, l'altro tema su cui noi stiamo lavorando è il tema delle ragazze che vengono colpite via web da insulti, da offese, da ingiurie. Noi siamo colpite tutti i giorni da attacchi pesantissimi, però un conto è se lo fanno alla politica, ci sta, va bene, fa parte del gioco, il mio mestiere, io devo essere anche attaccata purché ovviamente l'attacco non trascenda poi in ingiuria, in diffamazione, in minaccia. Noi subiamo anche minacce pesantissime. Allora però quello che a me diciamo pesa di più è l'attacco verso chi non si può difendere, chi non ha gli strumenti. Penso alle adolescenti, penso a quelle ragazzine che proprio a causa di attacchi pesantissimi su internet, sui social, sui Facebook hanno per esempio deciso di togliersi la vita. Sei brutta, sei grassa, fai schifo, ammazzati, sparisci, togliti dalla mia vista. Tutte frasi che le madri di quelle ragazze ci raccontano di aver letto. Non è possibile che la rete si stia trasformando da luogo di libertà e di confronto in luogo di violenza e minaccia. Allora noi dobbiamo partire dall'educazione dei più piccoli, nella scuola, all'educazione alla diversità e all'amore verso la diversità. E guardate, il Veneto è una terra straordinaria perché è fatta di donne e di uomini straordinari che hanno conosciuto la fame, che hanno conosciuto la povertà, che hanno conosciuto l'immigrazione. Quanti migranti veneti in giro per il mondo, quante famiglie lontane che hanno cercato, no, in terre lontanissime la speranza. Allora io credo che tutto questo noi dobbiamo ricostruirlo attraverso un pensiero di comunità, una comunità che sa lanciare anche dei messaggi positivi, educativi, etici, valoriali. Pensiamo al Papa. Pensiamo a Papa Francesco, quanti messaggi di pace, di carità, di umanità, di solidarietà ci sta mandando. E guardate, il tema dei diritti civili è un tema per me strategico. Io sono candidata alle primarie del 30 novembre. Ci sono altri candidati. Molto diverse sono le nostre idee in tema di diritti civili. Io sono quella che si è battuta per il divorzio breve, che è passato ieri al Senato. Il divorzio breve garantisce soprattutto i minori, cerca di stemperare il conflitto tra coniugi, aiuta una coppia che non si ama più a trovare delle soluzioni positive, smina la cultura della conflittualità. E guardate che ex coniugi, chi si sta separando, purtroppo cede anche nella tentazione della violenza. Io sono per esempio per i patti
civili, sono per le unioni civili, sono per garantire ogni forma di famiglia, sono per garantire la cultura della famiglia, sono per garantire le coppie di fatto, per esempio, le coppie anche omosessuali, le famiglie arcobaleno. Aiutiamo tutte le famiglie composte da persone che vogliono stare insieme perché si amano, si vogliono bene, ma vogliono stare insieme anche per solidarietà. Guardate che stanno nascendo anche in Veneto sempre più famiglie di persone che si uniscono non perché si amano, ma perché hanno bisogno di stare insieme per pagare una bolletta, per condividere un affitto. Ecco, cerchiamo di riconoscere come politica e come politici ciò già che in società esiste. Ascolto il territorio. Posso collegarmi? Continuiamo a parlare di sociale, prego, in autonomia, siete bravissimi, non servo più, domanda, mi collego, prego. Giancarlo Benissimo. Go, CGIL, funzione pubblica, in particolare per quello che riguarda la sanità. Sì. Sanità che comunque ricordiamo, abbiamo parlato di tantissime cose, però la sanità che costa più dell'80% del budget del bilancio di una regione. In questo contesto in cui comunque abbiamo una rete ospedaliera abbastanza consolidata ormai anche di qualità, molti argomenti sono già stati anticipati da chi ha parlato prima, in particolare perché siamo molto preoccupati per quello che riguarda proprio la rete territoriale, agli anziani, ai disabile, fisico, psichico e tutto quello che va indietro. Ma ne approfitto, mi sono inserito perché è stato ad hoc. Per quello che riguarda l'aiuto alla famiglia non dobbiamo dimenticare il ruolo fondamentale dei consultori che in Regione Veneto in questo momento sono ormai ridotti ai minimi termini. Da una parte perché i servizi non vengono più dati, sono stati smembrati completamente nel territorio, dall'altra perché un blocco delle assunzioni impedisce di fatto avere assistenti sociali, psicologi che dovrebbero fare anche tutto quello che lei ha citato fino adesso. Ecco. Da questo punto di vista, quindi, una volta che diamo la qualità al servizio all'interno dell'ospedale, poi dopo, lei prima ha citato qualcosa, però avrei il piacere che fosse approfondita un po' l'argomento. Allora, quello dei consultori è un tema importantissimo perché rappresentano un servizio di prossimità a cui non possiamo rinunciare, soprattutto quando lei cita giustamente la disabilità, la cronicità, le malattie che gli anziani hanno e di cui hanno bisogno di un'assistenza domiciliare, quindi una vicinanza. Cioè a me piacerebbe pensare ad un Veneto dove veramente la sanità è vicina al cittadino, è prossima al cittadino e alla famiglia, perché io sento che molti anziani per esempio non si sentono più garantiti da un servizio ospedaliero che era tra le eccellenze, ma che oggi è rimasto, diciamo, un buon servizio grazie a chi ci lavora all'interno. E quando parlo di infermieri, di medici, non dimentichiamoci che poche settimane fa c'è stata una protesta molto importante da parte dei medici che hanno protestato contro il degrado del servizio ospedaliero. Allora queste, vede, sono piccoli allarmi che ci fanno capire come qualcosa non sta funzionando. Quando io vedo in Veneto delle file per fare delle analisi del sangue, quando vedo in Veneto delle code o delle liste d'attesa troppo lunghe per degli esami importanti e magari allo sportello ti dirottano verso un istituto privato, vuol dire che la sanità non sta funzionando. Allora io credo che da questo punto di vista insieme possiamo trovare delle soluzioni, ma per me il tema dell'ospedale di comunità, creare, diciamo, delle strutture per l'Alzheimer, per la lunga degenza, per la riabilitazione, per dei servizi più semplici che il grande ospedale non può ovviamente garantire, penso che sia una delle priorità. Non dimentichiamoci, come lei diceva, dei consultori. Approfondiamo certamente il tema, cerchiamo di ripensare, di riorganizzare il sistema socio-sanitario, perché quello che io continuo a sottolineare è che è stata distrutta e indebolita pesantemente un'eccellenza socio-sanitario. Casa Famiglia, Sandra Onlus. Prego, signor Merola. Sì, buonasera. Senta, io la riporto di nuovo a parlare di anziani, in effetti. Ecco, anziani purtroppo spesso abbandonati a se stessi.
Il problema è questo: io da un paio d'anni ho avviato un progetto proprio mirato a creare un'alternativa a quella che è la casa di riposo. Purtroppo allo Stato non c'è nessuna alternativa, cioè in pratica no, è differente in pratica, ma comunque mi riallaccio a quello. In pratica ho aperto la mia famiglia e la mia casa a delle persone anziane, cioè nella fattispecie ho 5 anziani che convivono con noi, è un'esperienza meravigliosa. È un'esperienza a costo zero per lo Stato. Sto tentando in tutti i modi di cercare una normativa in qualche modo che regolamenti questa situazione. Purtroppo allo Stato non mi è stato possibile. Ho fatto un progetto, l'ho mandato in Regione e effettivamente sarebbe un qualcosa che effettivamente è richiesta sul territorio. Noi infatti fino adesso riceviamo continue telefonate da parte di persone che vorrebbero appunto condividere questa esperienza, però allo Stato, cioè purtroppo quello è, quindi ecco, mi dice di chiudere. Allora, no, il discorso è questo: lei la vedo ben disposta a queste innovazioni. E cioè effettivamente una situazione di queste sganciata da quello che è la normativa del 2002, cioè c'ha la possibilità che in qualche modo possa andare avanti o possa essere condivisa? Affido integrale. Affido integrale in convivenza. Allora, io credo che questo sia uno degli strumenti con i quali noi possiamo dare delle risposte alternative a quello che oggi c'è, ma che non riesce a dare risposte a tutti. L'esempio degli anziani a casa propria, quindi di queste bellissime esperienze di solidarietà e di solidarietà tra generazioni, no? Sono da coltivare, da promuovere, da sostenere. Io sono stata una delle prime assessore in Veneto ad aprire per esempio i nidi in famiglia, cioè consentire a delle mamme che volevano aprire la propria casa per accogliere dei bambini con ovviamente determinati orari e poi con determinati controlli sanitari, educativi, no? Io ho ritenuto che quella potesse essere un'alternativa valida che rispondesse a determinate esigenze. La stessa cosa dobbiamo farla per i nidi per gli anziani, cioè non so, nidi in famiglia possono essere, come dire, tramutati nell'esperienza che voi avete con gli anziani a casa propria. Quindi assolutamente credo che questa proposta di legge debba andare avanti, che la Regione debba farsene carico, io me ne farò carico e anzi vi chiederò un incontro nelle prossime settimane dove andremo a pianificare quella che può essere la risposta, il metodo e quello che la Regione può anche garantire in termini di supporto, di sostegno, di semplificazione burocratica, di anche regole che costruiamo insieme. Se c'è già un disegno di legge, secondo me c'è già una buona base di partenza, non siamo all'anno zero perché ci sono già delle esperienze virtuose sul territorio, ascoltiamo quelle, partiamo da quelle per offrire un servizio innovativo davvero. Grazie. In effetti io ho già trasmesso un progetto. Senza microfono non la sentono a casa. Mi permetto di passare la parola a Battistini, però perché siamo in chiusura e vorrei veramente che parlassero tutti. Scusatemi se... Prego. Io sono Battistini Paolo, rappresento l'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada. Ecco, un problema molto scottante che però toglie risorse umane e anche economiche al Paese. Abbiamo sentito, diciamo, che ci sono difficoltà finanziarie, la sicurezza è senza soldi, gli anziani, bambini, scuole, eccetera. Ecco. Io le do solo un dato. Nella Regione Veneto, nel 2011, ecco, come costo sociale sono stati costo sociale, diciamo, per incidentalità 1.634.000.000. Ecco, un problema che se viene risolto può, diciamo, distribuire soldi, diciamo, possono essere distribuiti soldi a organizzazioni o per cose che sono molto, molto importanti. Ecco, noi come associazione diamo una primaria importanza al peso della perdita della persona umana. Ecco, però voglio dire, questo è un discorso anche abbastanza sottovalutato e coperto da molti tabù. Ecco, parliamo dal lato economico, ecco, visto che è molto più importante di tante altre cose. Ecco.
come diciamo futuro, come eventuale presidente della Regione Veneto, cosa intende fare? La Regione Veneto ha anche fatto dei passi enormi per la sicurezza stradale, ecco. Però non basta, perché bisogna entro il 2020 ridurre ulteriormente del 50% l'incidentalità e le vittime sulla strada, ecco. Lei cosa intende fare, che si allaccia un po' anche al discorso della mobilità, dei trasporti e così via, ecco. Beh, intanto quando noi parliamo di sicurezza idrogeologica, parliamo di sicurezza nelle nostre città, nei nostri parchi, nelle nostre strade, nei nostri quartieri, parliamo di sicurezza anche stradale. Allora guardi, io le dico subito questo, anche qua, per me la vita è una priorità, anche perché i costi sociali che lei ha indicato sono dei costi che non ci possiamo permettere. Allora io credo per esempio che noi dovremmo sfruttare al massimo tutte quelle imprese che fanno sicurezza stradale, che possano aiutare gli enti municipali a costruire un sistema di reti tecnologiche, di telecamere che aiutino a disinnescare, no, l'incidente, perché guardi, agli incroci dei semafori, tutto quello che diciamo così favorisce la velocità è un pericolo. Allora io penso che la Regione possa fare, promuovendo ovviamente tutto il discorso dell'educazione al rispetto delle regole, che è la base, quindi le nostre scuole ci deve essere l'educazione civica improntata all'uso consapevole del motorino, della bicicletta e dell'automobile, quindi questo è fondamentale. Tra l'altro le forze di polizia qui fanno un lavoro egregio, perché sono sempre molto disponibili ad andare nelle scuole e a far vedere ai ragazzi, no, quali sono le cause degli incidenti in auto più frequenti. Ad esempio io ho sono andata a visitare a Marostica una delle aziende che fa sistemi di telecamere e lavora anche con i comuni, mi ha fatto vedere dei video dove queste telecamere prendevano, cioè, proprio la dinamica dell'incidente, e ti rendi conto che un colpo di sonno, l'ubriacatura, la distrazione, l'alta velocità sono letali per tutti, ovviamente, dalla bicicletta che viene presa, al motorino, il telefonino, l'uso del telefonino in macchina, cioè, no, quindi sono tutti motivi di distrazione. Allora io credo che dobbiamo implementare, incentivare l'educazione stradale all'uso consapevole del mezzo, e dobbiamo però anche aiutare i comuni a dotarsi di sistemi di telecamere che in quel caso lì aiuterebbero a disincentivare la criminalità da un lato e a preservare e a tutelare la vita umana. Grazie, abbiamo un imprenditore. Le ultime battute, siamo in chiusura di trasmissione, prego. Francesco Vettella. Onorevole, sono venuto qua oggi e ho sentito lei rispondere a tutte le associazioni in maniera positiva, in maniera costruttiva. Io non so come farà a dare un regalo a tutti quanti, perché lei è come Babbo Natale, ha detto di sì a tutti quanti. La Befana. Ecco, la Befana. L'ho pensato, ma dato il caso non mi sono guardi, permesso. Ve lo dico io, non si preoccupi. Mi è simpatica la Befana. Ecco, bene, allora. Non disturba come la Befana. mai e lascia sempre qualcosa di positivo, utile però. Nella calza si trovano i mandarini e non i giocattolini. Di impresa, francamente, non ho sentito parlare più di tanto. E non ho sentito parlare neanche abbastanza di sicurezza. Dico di sicurezza quando faccio l'equivalenza in sicurezza immigrazione selvaggia. Le nostre città sono diventate un coacervo di questuanti. In ogni angolo della strada c'è qualcuno che ti ferma e ti chiede perché devo essere benedetto da Dio, e quindi dare l'obolo. È diventato un qualcosa di insostenibile. Che cosa intende fare? Quale 10%? Secondo me la presenza degli stranieri questuanti, cioè senza lavoro, è in netto aumento ed è nettamente superiore a quelle che sono le statistiche presenti o presentate ufficialmente. Poi ho sentito parlare di impresa di turismo. Però invito a ricordare tutti quanti, quando un turista
che viene a vedere la nostra perla o le nostre perle europee a entrare per esempio al Tronchetto a Venezia. La situazione del Tronchetto a Venezia o del Ponte della Libertà è di un degrado assoluto. Oppure la gente viene a vedere le nostre città e trova scritte i famosi writers che deturpano i muri della città in maniera assolutamente indisturbata e assolutamente degradante per la nostra civiltà. Lei pensa che gli stranieri vengano a visitare queste cose o pensa che vengano a visitare le bellezze dei nostri dei nostri avi? Allora, intanto ancora, aspetti una cosa, non ho finito, scusi. sto parlando dell'impresa. Nessuno ha parlato delle decine di imprenditori che si sono tolti la vita in questo periodo, perché lei ha detto di sì agli insegnanti, 150.000 insegnanti da stabilizzare, ma nessuno si è chiesto, adesso con tutto il rispetto di queste persone, ma nessuno si è chiesto di fare un benchmark con gli altri paesi europei per vedere se il nostro numero degli insegnanti è esagerato rispetto al numero degli alunni. Il numero degli insegnanti sta crescendo continuamente rispetto a una riduzione. Signora, mi scusi, sono stato zitto quando lei ha parlato. Prego, continui, poniamo una domanda, Bene. vi prego, Nessuno poi ha fatto approfondiremo i un'analisi singoli di questo temi. tipo per vedere se effettivamente possiamo permetterci tutto questo numero di insegnanti rispetto ai nostri allievi che stanno riducendosi di anno in anno, visto che la natalità della nostra Italia sta decrescendo continuamente. Perché? Perché siamo oberati di tasse, vogliamo caricare ulteriormente questo animale da soma che non riesce più ad andare avanti. Abbiamo visto la tabella di prima, abbiamo le tasse più alte d'Europa, qui i servizi, francamente, noi siamo in un'area abbastanza tranquilla che da questo punto di vista rispetto alla sanità. Andate a vedere la sanità nelle altre regioni italiane, vedrete che cosa trovate. Tutti quanti si lamentano della sanità del Veneto, andate a vedere nelle altre regioni italiane. E vengono da noi, da tutte le parti d'Italia, perché? Ma comunque abbiamo il 65% di tassazione. No, è una situazione insostenibile. Paghiamo l'energia il 30-35% più cara degli altri paesi. Ma dov'è che vogliamo competere? Dov'è che vogliamo andare? Finito? Sì, ho finito. Grazie. Allora, intanto... quali sono le sue scelte evidentemente rispetto a tutto questo? Beh, perché dovrà fare delle scelte, non potrà dire di sì a tutti quanti, certo. Immagino. Guardi, intanto è da 2 ore che parliamo, quindi lei ha ben visto che tra le priorità che io ho indicato il tema della sicurezza, declinato nel tema della sicurezza e vivibilità delle nostre città, cioè riprendiamoci i parchi, il tema dedicato alla sicurezza idrogeologica, cioè basta morire d'acqua, e il tema della sicurezza stradale io l'ho messo proprio al centro del mio programma e li dirò di più. Chi in questi anni ha governato questa regione ha tanto sbandierato il tema della sicurezza, ma di fatto ha azzerato i fondi per la sicurezza, perché al 2010 erano a 23 milioni, dal 2010 e ad oggi il fondo della sicurezza e per la sicurezza è pari a 0. Allora, io le dico subito, io ho delle idee molto chiare e penso anche di avere il coraggio di fare delle scelte. Io per esempio non farò come hanno fatto dal 2007 al 2014 quelli della Regione Veneto, che hanno investito e speso 24.692.000 euro in celebrazioni e manifestazioni, tra cui... Brava. Bene. Per esempio io avrò il coraggio, a differenza di quanto fatto e stradetto, perché sa, parlare è facile, fare è realizzare. Allora, io non sono una befana, mi scusi un attimo, ascoltiamo la risposta, non sono grazie. neanche una fatina. Io sono una donna che ha amministrato una città per 5 anni e ha avuto il coraggio di prendersi delle scelte. Sono una persona che è molto pragmatica, non ha paura di confrontarsi con chi non la pensa come me, ma anzi, grazie a quel confronto, soprattutto con chi la pensa come me, io voglio individuare le soluzioni insieme, perché è dal confronto tra posizioni diverse che nasce la scelta migliore e positiva. Dove li prendo i soldi? Allora, vede,
Per esempio, andare a sblatterare per 5 anni di riuscire a fare le unioni dei comuni che efficientano, tolgono, cioè razionalizzano e danno possibilità in più. E in tutto sto ambaradan di chiacchiere si è dato modo soltanto a 2 casi di favorire l'unione tra comuni. Il fatto di sblatterare per 5 anni, di razionalizzare il sistema sanitario, e ancora oggi abbiamo 22+2, no? ASL con 22+2 direttori generali a 200.000 euro lordi l'anno di compenso e tutta la struttura burocratica che ci sta sotto. E quindi vogliamo tagliarle? Sì, ma non per togliere servizi, ma per migliorarli, perché si può razionalizzare e andare a colpire la sacca di inefficienza. Per esempio, il fatto delle municipalizzate che si occupano d'acqua o di trasporti, che siano oltre, non so, 39 municipalizzate che si occupano di trasporti, e in Lombardia e in Campania abbiamo biglietto unico, in Veneto no. Il fatto che il Veneto è tra le regioni dove la sanità funziona meglio, era tra le regioni prime, si sta sempre abbassando di più il livello in classifica. Allora, siccome io come lei sono estremamente orgogliosa della mia terra e soprattutto della mia gente, che è gente che si è fatta da sé e si è sempre rimboccata le maniche senza aspettare gli altri, le dico, il governo fa delle scelte. Quali sono state le priorità che il governo Renzi ha voluto dare, a differenza di tutti i governi che l'hanno preceduto negli ultimi 20 anni, quindi metto dentro anche quelli, diciamo, della mia parte politica. Il governo Renzi per la prima volta taglia le tasse e rimette in tasca di 10 milioni di italiani 80 euro strutturali. È sufficiente? No. No, perché si può fare di più. Lei non se n'è accorto, però io le dico che 18 miliardi di euro la finanziaria le stabilisce per l'abbattimento del fisco, per l'abbattimento delle tasse, che sono d'accordo con lei, sono inaccettabili e insostenibili. E glielo dice una che lavora in Europa e sta lavorando in Europa proprio per l'uniformità fiscale. Perché io sono d'accordo con lei quando mi viene a dire, scusi, ma come fa un imprenditore a veneto o italiano a competere con un imprenditore tedesco, francese, svizzero o austriaco, quando là le tasse sono la metà o un terzo rispetto a quelle che... Oppure come fa un imprenditore nostro che subisce 14 controlli, 11 ne dicevamo prima, rispetto al competitor francese che ne subisce 4? Non c'è competizione. Allora io credo che noi dobbiamo restare in un mercato, come dire, in un contesto europeo, pretendendo molto di più dall'Europa e facendo anche quello che i governi precedenti non sono riusciti a fare, a differenza della Merkel. Tutti ce l'hanno per esempio con la Germania. Io penso che la Merkel abbia solo fatto il suo mestiere, abbia difeso con le unghie e con i denti la propria terra. Allora io voglio difendere con le unghie e con i denti la mia terra, la mia regione, e voglio dire... hanno sbagliato chi viene, non mi interessa cosa ha fatto Zaia, cosa ha fatto Galan, cioè sa cosa mi interessa? Che la gente non rubi più. A me interessa che gli amministratori locali e chi si occupa della cosa pubblica non rubi più, perché purtroppo anche la giunta Zaia è stata colpita da vicende gravissime di disonestà e di corruzione. Io la prima cosa che le dico, il mio impegno che le posso dare è la trasparenza e l'onestà, perché se noi non abbiamo le mani pulite e se noi non garantiamo agli imprenditori che sono morti in Veneto, è la regione che ha dato di più in termini di morti, di gente che si è tolta la vita perché non ce la faceva più e perché era disperata, perché non poteva più dare, no, la paga a quelle decine di famiglie che vivevano grazie a quell'imprenditore illuminato. Allora guardi, io le dico, il mio impegno è totale e assoluto, perché vivo in una terra dove impresa e famiglia, famiglia e impresa sono la stessa cosa, dove impresa e operai, operai e impresa sono la stessa cosa. Il Veneto può insegnare questo a tutto il mondo, cioè non c'è più la contrapposizione tra operai e imprenditori. Andiamo a braccetto, andiamo insieme a, diciamo, individuare le soluzioni, e secondo me la regione può fare qualcosa. Io faccio la mia parte, il governo deve fare la sua e l'Europa deve fare la propria parte. Ognuno e ciascuno insieme. Io le dico, io non ho la bacchetta magica, non sono la Befana, non sono Babbo Natale, perché so che non ci sono soldi purtroppo, però le dico con grande onestà, dobbiamo essere capaci di costruire una politica che guardi nel lungo periodo, e mi spiego. Quando io ero assessore nella mia Vicenza amatissima, 120.000 abitanti, non è paragonabile
no, nel governare una regione. Certo, i problemi sono molti di più, però io quando scendevo nel mercato, in piazza, guardavo negli occhi il cittadino e gli dicevo: senti, so che non sei contento perché ho fatto quella scelta e non ne ho fatto un'altra, però sappi che attraverso quella scelta io voglio arrivare là, voglio portare la mia città a vivere meglio tra 3-4 anni, perché ci sono scelte che dobbiamo compiere per il lungo periodo, per dare una visione. Allora, costruiamo insieme una visione. Io ho un'idea di dove voglio portare il Veneto. Sa dove lo voglio portare? Al centro dell'Europa. Io voglio portare il migliore Veneto e la migliore Italia in Europa e voglio far sì che il Veneto si riappropri di un ruolo straordinario che è quello di motore, di locomotiva dell'Europa e dell'Italia, perché l'Italia ha bisogno del Veneto, perché prodotto interno lordo noi cacciamo un bel po' di soldi dal punto di vista fiscale, export, no? E quindi quattrini, però pretendo che al Veneto venga dato di più, come con la politica e le scelte. Onorevole, le prime 3 cose che farà... Le prime 3 cose che farà qualora vincesse, diciamo, le primarie del 30 e poi appunto le regionali nel 2015. Guardi, io sto continuando a girare la mia regione ascoltando. Per quello io apprezzo molto chi anche duramente dice determinate cose, perché io capisco e comprendo l'esasperazione, non ce la si fa più. Il tempo è scaduto, basta, siamo stufi di promesse, di non vedere niente. E quindi guardi, questo io percepisco. C'è anche diciamo, una voglia di cambiamento, la sento, io dal 30 in poi, dal 1° dicembre, io continuerò a fare quello che sto facendo, andare in Europa a difendere il Veneto e essere presente nel territorio per capire come costruire una vera alternativa e dare entusiasmo ai veneti, a chi fa imprese, ai lavoratori autonomi e alle partite IVA. Continuerò a farlo, al mondo del sociale, cioè io non voglio creare una frattura all'interno, diciamo, della società, dobbiamo cercare di stare tutti insieme, magari rinunciando a qualcosa ma cercando di tenerci per mano senza creare, come dire, no, esasperazioni. Non ho risposto a una cosa che il signora mi ha chiesto, il tema dell'immigrazione, cioè la sicurezza e la politica migratoria è un tema fondamentale anche per il Veneto. Non esiste per esempio che i nostri sindaci vengano chiesti troppa disponibilità nell'accoglienza. Noi accogliamo, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di accogliere, quindi con strutture, con lavoro, perché bisogna dare lavoro a sta gente, bisogna dare un'occupazione e anche diciamo, uno star bene, non possiamo metterli in luoghi dove non c'è decoro, dove non c'è dignità, no? Ecco, allora io penso che da questo punto di vista ci voglia un piano. Io ho parlato quali sono le mie priorità, per me il piano sulla sicurezza è fondamentale. Il piano sul lavoro è fondamentale, lavoro, impresa, l'abbattimento per esempio delle tasse regionali, lo possiamo fare. Perché non abbattiamo per i primi 3 anni, 4 anni, per le aziende, per le piccole e medie imprese che fanno fatica, abbattiamo i costi regionali, lo possiamo fare. Burocrazia zero, lo possiamo fare. Togliere le municipalizzate, lo possiamo fare tante cose. Possiamo tagliare e semplificare e possiamo invece implementare tutto quello che è il sociale che aiuta anche l'impresa a resistere meglio. In questo senso chiudere la nostra trasmissione dando la parola al mio Presidente che ha concesso questa trasmissione rendendo protagonisti i veneti qui presenti in studio che ci stanno seguendo a casa. Abbiamo peraltro tolto la pubblicità nelle ultime 2 ore e l'onorevole è stato così gentile da seguirci per 3 ore consecutive. 3 ore, guarda. Siamo a 3 ore. Quindi complimenti. Presidente, ci saranno altri incontri di questo tipo e sono importanti? Sì, spero che ci siano ancora degli altri incontri e che le persone possano seguire tranquillamente quelle che sono le problematiche della Regione e sono problematiche importanti e sono problematiche che si sono accumulate soprattutto negli ultimi anni quando c'è stato anche in Veneto un distacco tra la politica e la realtà. Gli industriali sono stati abbandonati. Da anni stiamo dicendo che gli industriali veneti sono stati la fortuna dell'Austria, della Romania, della Jugoslavia in generale, quindi Croazia e Slovenia, e si è impoverito il territorio veneto.
L'altro giorno ho visto una pubblicità peraltro del Ministero di questo governo che dice potete, perché non è cosa cattiva che i giovani emigrano e facciano esperienza all'estero. Allora io sono un po' preoccupato, perché quando un giovane arriva a laurearsi è costato qualche centinaio di migliaia di euro. Allora se noi abbiamo una struttura e un'economia che può accogliere giovani da fuori che vengono in cambio di nostri giovani che vanno all'estero a fare esperienza, sono d'accordo, ma siccome non vedo questa trasmigrazione reciproca di menti che vanno dall'estero al Veneto, allora sono estremamente preoccupato e questi segnali di buonismo sono segnali negativi. Parliamo di industrie venete, non sono aiutate, sono massacrate. Quando hanno difficoltà le banche non le aiutano. È chiaro che il Veneto è abituato a sopportare e supportare tutto quello che succede, però non è possibile andare avanti in questa maniera. Bisogna dargli un bel taglio, riunire gli industriali veneti e fare un progetto per il Veneto. E questo progetto per il Veneto non può essere generalista, deve essere fatto per il Veneto e soprattutto che gli industriali veneti rimangano in Veneto. Questo è essenziale, perché non si può pensare come c'è un industriale trevigiano che produce in Cina e viene in Veneto a vendere prodotti che lì costano 20 centesimi e qui li vende a 50 euro. Allora questo vuol dire dissanguare la propria regione. Allora è meglio che vada in Cina definitivamente e si arrangi lì. C'è un altro fatto poi. E questo è un fatto che riguarda da vicino il settore della comunicazione e il settore dell'editoria. In Veneto in particolare, perché in Veneto noi abbiamo 27 emittenti di eccellenza unica che hanno decine di dipendenti che non vengono riconosciute dal governo, che il governo e l'autority non dà le frequenze necessarie affinché queste emittenti possano sopravvivere. Quindi il problema è fondamentale. Il Veneto perderà la comunicazione, ma soprattutto quella comunicazione che garantisce a tutti, come oggi, la possibilità di potersi esprimere, discutere, dialogare, chiedere, pretendere di avere risposte e di avere risposte anche positive. Allora, cosa ha fatto l'autority? Da 18 frequenze, che erano già poche perché le emittenti televisive venete sono 27, le ha portati a 10, no? Perché hanno detto che non ci sono più frequenze. E allora ripeto il concetto. La RAI ha decine di frequenze tenute dalla RAI per evitare che vadano in mano alle emittenti locali che hanno necessità di trasmettere. E questo è stato un progetto architettato dai ministri precedenti. In questo momento però abbiamo un governo Renzi che non fa nulla in questo senso e sarebbe importante invece che lo facesse, perché il ministro che si interessa di questo settore è proprio un renziano. Allora vi dico il fenomeno. Noi abbiamo fatto, c'è stato un concorso e quindi tutti abbiamo concorso con le nostre capacità. Una delle specifiche di ciascuno è quanti dipendenti avete. E il secondo discorso era l'area di copertura. Bene, resterete meravigliati, non abbiamo dipendenti, pur avendone 45 a stipendio a tempo indeterminato e regolarmente assunti a tempo indeterminato e pagati regolarmente. Allora questo bando è un bando fasullo. E non c'è nessuno, abbiamo fatto 27 ricorsi al TAR e al Consiglio di Stato e non abbiamo ancora avuto risposte. Allora, se questa è la politica concreta che taglia, decapita l'informazione, se non c'è informazione la realtà non esiste e non c'è nessuna garanzia che quello che dicono spesso i giornali sia vero. Grazie.
Beh, l'argomento è molto complesso e molto importante, perché il diritto all'informazione e a fare informazione è un diritto costituzionalmente garantito, per cui sono sicura invece che il governo Renzi, attraverso anche il sottosegretario Giacomelli, che lei probabilmente avrà conosciuto perché si occupa proprio di questo settore. No, guardi, io in realtà l'ho sollecitato e l'ho anche sensibilizzato proprio per quanto riguarda il Veneto, perché come lei giustamente ha ricordato, la nostra è una realtà eccezionale anche da questo punto di vista, che va secondo me salvaguardata. Mi farò carico ovviamente di anch'io sensibilizzare il sottosegretario ad avere un occhio di riguardo al Veneto, ma non così, perché ci sono delle ragioni molto concrete, e poi magari insieme cercheremo di avere delle risposte. Bisogna cambiare i referenti all'interno dell'autority, che sono quelli che fanno il danno. Dopo il Giacomelli deve subire e interpretare. Allora chi toglie le frequenze è l'autority, che non c'entra niente col governo, però il governo deve prenderli e cacciarli via, certo, perché non sono funzionari in grado di poter gestire l'interesse della nazione. Ci informiamo, mi informo. No, mi gestiscono informo solo l'interesse di alcuni e sappiamo quelli che sono. Grazie a tutti di essere intervenuti questa sera, grazie al pubblico che si sta alzando, sono 3 ore, vi ringrazio per essere stati seduti e per aver partecipato. Importanti questi momenti di confronto, perché emerge il dialogo concreto che serve tra la cittadinanza e la politica. Onorevole, grazie a lei, non resta che farle in bocca al lupo. Complimenti. Grazie infinite. Buonasera a casa e ci rivediamo giovedì prossimo parlando di alluvione. Ho perso la mia telecamera di riferimento, ma vi saluto tutti. Grazie ancora, arrivederci.